Buongiorno, buon sabato, benvenuti, ben ritrovati nella nostra consueta diretta per tutti gli aggiornamenti sul fronte coronavirus, ma anche con la cronaca di queste ultime ore. Oggi, tra oggi e domani si chiude la prima settimana in zona bianca per il Veneto. Questo è dunque il primo weekend con le nuove riaperture. Naturalmente c'è molta attenzione da parte degli enti, delle istituzioni, dei sindaci per evitare situazioni che possano creare pericoli per eventuali contagi, proprio perché finalmente si vede la luce in fondo al tunnel della pandemia nella nostra regione, migliorano i dati, si corre sul fronte vaccinazioni e proprio sulle vaccinazioni ci sono importanti novità perché ve ne abbiamo parlato ieri nei nostri telegiornali con quanto deciso dal Comitato Tecnico Scientifico e poi recepito dal governo con una nota del ministro Speranza sulla questione AstraZeneca, anche alla luce purtroppo della morte della 18enne ligure. Ebbene, il CTS ha ribadito che AstraZeneca dovrà essere usato solo al di sopra dei 60 anni e per chi aveva ricevuto una prima dose di AstraZeneca under 60, quindi dai 60 anni in giù, il richiamo dovrà essere fatto con un vaccino a mRNA, quindi Pfizer o Moderna. Naturalmente questo sarà recepito dalle regioni che poi dovranno comunicare come comportarsi alle ULS, che proprio aspettavano. Anche ieri il dottor Benazzi dell'USL 2 Marca Trevigiana ci diceva: noi abbiamo dei richiami di pazienti che avevano ricevuto una prima dose di AstraZeneca, aspettiamo di avere indicazioni. Allora queste indicazioni arriveranno dalla Regione Veneto e quindi saluto l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarino. Buongiorno Assessore, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'opportunità che così cerchiamo di dare qualche corretta informazione e di rassicurare i cittadini. Allora, intanto questo vaccino AstraZeneca ha creato molta discussione perché da quando si è iniziata la campagna vaccinale le indicazioni sulle somministrazioni di queste dosi, di questo siero, sono cambiate, mettendo anche in difficoltà l'organizzazione vaccinale. Ma sicuramente allora noi abbiamo capito, abbiamo visto, abbiamo assistito a una comunicazione un po' schizofrenica, bisogna dire la verità, perché se vogliamo ripercorrere un po' le varie tappe, AstraZeneca chiaramente riceve l'approvazione dagli enti regolatori, quindi EMA prima europea e poi AIFA italiana, no? La nostra agenzia regolatrice del farmaco, l'AIFA italiana. La prima indicazione, mi sembra che siamo ancora nel mese di gennaio, è quella che AstraZeneca è un vaccino che, ricordiamo, non è un vaccino a RNA messaggero ma è un vaccino a vettore virale. Il vaccino quindi inizialmente a gennaio deve essere somministrato, consigliato per quelli che hanno meno di 50 anni. Poi c'è una nuova formulazione a seguito di situazioni che si erano verificate, quindi c'è una seconda indicazione AIFA, CTS, EMA, tutti gli enti regolatori che dicono no sopra i 55 anni. Poi arriva invece solo preferibilmente, perché poi hanno utilizzato questa parola, preferibilmente raccomandato over 60, quindi solo per gli over 60. Ricordiamolo che noi quando l'abbiamo iniziato c'era ancora il piano vaccinale con il commissario Arcuri, poi sostituito dal generale Figliuolo, che prevedeva i famosi servizi essenziali, e tra i servizi essenziali ci sono gli insegnanti, il mondo della scuola, delle forze dell'ordine. Quindi noi in quel momento lì avevamo iniziato a vaccinare con AstraZeneca insegnanti, forze dell'ordine, giovani, quindi sotto i 50 anni come era da prima indicazione. E poi sappiamo viene anche bloccato per quello che succede, ci sono dei sequestri, dei lotti ben definiti, c'è quindi la raccomandazione finale che è quella che dice raccomandato, consigliato solo per quelli che hanno più di 60 anni, fino all'epilogo di oggi, di stanotte, perché la circolare a noi è arrivata questa notte, che dice, anche a seguito del purtroppo caso che è avvenuto in Liguria, che dice che è
quindi sospeso per tutti quelli sotto i 60 anni, e ricordiamolo che il Veneto ha sempre seguito le indicazioni ultime, quindi noi l'abbiamo fatto solo per quelli sopra i 60 anni, a parte la prima parte, quella quando inizialmente quindi era previsto, però poi da quando è uscita l'indicazione raccomandato, fortemente raccomandato sopra i 60 anni, noi l'abbiamo fatto solo per le persone che avevano più di 60 anni. A stanotte appunto esce questa circolare che chiarisce e dice quindi sospeso per quelli sotto i 60 anni, non era il caso del Veneto perché noi non abbiamo mai fatto, lo ricordiamo, mai fatto gli AstraZeneca Day oppure i vaccino Day in cui chiamavamo chiunque con quel vaccino a venirsi a vaccinare, come hanno fatto, ma comunque lo potevano fare, io non sto condannando nessuna regione, lo potevano fare altre regioni. E dice anche la circolare che quelli che hanno meno di 60 anni e che devono fare la seconda dose, che quindi appartengono per quanto ci riguarda a quel lotto iniziale di insegnanti forze dell'ordine, la seconda dose la dobbiamo fare con un vaccino a RNA per chi ha meno di 60 anni, quindi vuol dire con Pfizer o Moderna. Mentre la circolare dice in maniera molto chiara il vaccino AstraZeneca e Johnson & Johnson, perché sono i due vaccini simili, possono essere fatti solo per le persone con più di 60 anni, prima e seconda dose. La Regione, allora lei ha detto che avete ricevuto nella circolare nella notte tempistiche adesso per avvertire, per far recepire anche alle ULSS del Veneto questa nuova indicazione. Allora, noi avevamo già messo in preallerta ieri le USL del Veneto, quindi già ieri sera avevamo dato indicazioni di sospendere per quelli che avevano meno di 60 anni e dovevano fare la seconda dose, se c'erano delle prenotazioni oggi, domani, dopodomani di sospendere, e poi avremo atteso la circolare. La circolare è arrivata questa notte, noi l'abbiamo trasmessa ai direttori generali alle 4:30 di questa notte, e poi stamattina appunto nel confronto abbiamo dato indicazioni che erano le stesse che noi avevamo già dato ieri, perché ieri in maniera cautelativa avevamo detto comunque aspettiamo la circolare, ma siccome le indicazioni erano abbastanza chiare sospendiamo le seconde dosi se ci sono, se sono programmate per chi ha meno di 60 anni con AstraZeneca, che per il Veneto tutto sommato è, io l'ho già detto, un numero molto limitato, quindi non ci spaventa questa nuova programmazione, perché noi dobbiamo fare come seconde dosi per persone che hanno meno di 60 anni circa 36.000 seconde dosi, quindi tutto sommato insomma riusciamo a riprogrammare, ci sarà qualche disservizio iniziale, qualche rinvio di appuntamento, però insomma riusciamo in maniera, io credo, insomma tranquilla anche a riprogrammare queste 36.000 dosi, proprio perché noi abbiamo scelto fin da subito di non fare gli AstraZeneca Day oppure di non aprire anche alle fasce più giovani, quindi da questo punto di vista oggi insomma siamo anche fortunati perché è un numero limitato, 36.000. Quindi possiamo rassicurare chi ci guarda da casa, vaccini ce ne sono. Ieri il commissario Figliuolo aveva detto questa nuova decisione in qualche modo potrebbe rallentare, però contiamo insomma tra luglio e agosto di ritornare a regime. Per il Veneto invece le dosi sono sufficienti per garantire poi i richiami per chi aveva avuto AstraZeneca alla luce dei dati che lei ci ha dato? No, allora io ho detto che oggi noi riusciamo insomma tutto sommato a riprogrammare, quindi ci saranno dei ritardi, delle sospensioni, anche perché loro dicono in questa circolare che la seconda dose con Pfizer o Moderna per le persone che hanno meno di 60 anni continuiamo a farla entro le 10-12 settimane, quindi in pratica coincide con la data che avevano già programmato. È chiaro che ci saranno dei disservizi, perché io adesso mi immagino che ci saranno delle persone che avevano l'appuntamento per fare la seconda dose di AstraZeneca in questi giorni, però ci sono poi le altre persone che si sono prenotate con il portale, perché abbiamo aperto a tutte le categorie, quindi dai 12 anni in su, e quindi o li facciamo da una parte o dall'altra parte, quindi io immagino che ci saranno questi disservizi in questi giorni, e dopodiché invece io credo che nei prossimi giorni ci dovrà essere un chiarimento con il commissario Figliuolo, con il ministro Speranza, perché dovrebbero aumentarci le forniture di Pfizer e Moderna, e a un certo punto non ci dovrebbero più arrivare forniture di AstraZeneca e Johnson, perché sennò altrimenti rimangono lì. Noi già oggi abbiamo in magazzino 142.000 dosi di AstraZeneca e 84.000 dosi di Johnson & Johnson. Abbiamo
parecchie seconde dose da fare per le persone che hanno più di 60 anni, quindi l'AstraZeneca che abbiamo insomma lo consumiamo, però per il futuro credo che questo vaccino è un vaccino che non ha più senso insomma che ci venga fornito una volta conclusa la fascia che ha più di 60 anni. Anche perché, Assessore, al momento di terza dose, di cui si parla molto per gennaio, non c'è, lo avete anche detto voi, l'aveva detto anche la dottoressa Russo qualche giorno fa, non c'è ancora un piano preciso, per cui eventualmente per gli over 60 si dovrà fare un ragionamento diverso se si dovesse optare per una terza dose. Sì, oggi non c'è nulla, oggi c'è insomma discussione, letteratura che dicono che la copertura dovrebbe, parliamo al condizionale, avere questi 9 mesi di copertura, quindi c'è qualcuno che ipotizza che quelli che sono stati vaccinati a gennaio, tra 9 mesi, quindi a ottobre-novembre, dovrebbero avere un'ulteriore dose booster, però non c'è ancora nessun piano, non è ancora scritto da nessuna parte, quindi attendiamo e capiremo. Questo sarà anche molto importante e utile per l'organizzazione della campagna vaccinale, perché una volta che noi avremo messo in protezione tutti i cittadini del Veneto che vogliono vaccinarsi e quindi avremo raggiunto la cosiddetta immunità di gregge o comunque tutti coloro che decidono in maniera volontaria, come è previsto, di vaccinarsi, se dobbiamo predisporre un'organizzazione per una terza dose, quindi vuol dire poi questo autunno, è chiaro che cambierà un po' la macchina organizzativa, perché dovremo pensare, come dice anche il commissario Figliuolo, di mettere in campo i medici di medicina generale, i pediatri, le farmacie, in modo da evitare di tenere gli hub vaccinali aperti sempre, anche se non c'è necessità. E io credo anche questo ci potrebbe permettere, ma sarà una valutazione che faremo una volta che sarà chiarita questa parte, ci potrebbe permettere anche di utilizzare oggi il personale che c'è dentro gli hub vaccinali, infermieri, medici, all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere, per recuperare anche tutte quelle famose liste sospese che abbiamo, sia di specialistica ma anche a livello di interventi non urgenti che erano stati sospesi, ricordiamolo. Ecco, mi riallaccio a queste ultime sue parole. Sul fronte liste d'attesa, quindi per recuperare quelle prestazioni che causa Covid sono state naturalmente non urgenti, ma sono state gioco forza sospese, a che punto siamo? E quali sono quelle prestazioni dove i tempi d'attesa si fanno più lunghi? Allora, noi stiamo predisponendo un piano regionale, penso che ci sarà una delibera nelle prossime settimane, in cui abbiamo ricostruito tutte le prestazioni che sono state sospese, cancellate, che dobbiamo recuperare. Quindi le prestazioni specialistiche, cioè quelle ambulatoriali a 60-90 giorni, che erano quelle che erano state sospese, le prestazioni sanitarie, non so, gli interventi che programmati ma che non erano urgenti sono stati sospesi, che possono essere la protesica piuttosto che la catarrata, insomma operazioni di questo tipo, gli screening che hanno subito dei rallentamenti, quindi stiamo facendo una ricognizione complessiva e stiamo predisponendo questo piano che con queste indicazioni che daremo alle USL, che poi ogni USL ci farà il proprio piano entro settembre, con la possibilità appunto di risorse aggiuntive, assunzioni qualora ci fossero insomma la possibilità di trovare personale da assumere, prestazioni aggiuntive, che vuol dire quindi fuori dall'orario del lavoro, anche incentivando quindi le prestazioni di medici e operatori e professioni sanitarie, oppure anche ricorrendo, se serve, agli erogatori privati. Credo che in 10 giorni avremo questa delibera ricognitiva ma anche complessiva con le indicazioni, cercando poi di chiedere alle USL di cercare di mettere in atto tutte le azioni possibili per recuperare tutte queste prestazioni, che sono molte. È chiaro che però dobbiamo anche tener conto che il personale avrebbe bisogno, diritto anche di un po' di ferie, perché sono stati 15 mesi molto molto pesanti. Cercheremo e dovremo cercare di conciliare un po' tutte queste cose. E per quanto riguarda i giovani, abbiamo visto la grande adesione da parte dei più giovani, quindi questa voglia di tornare alla normalità, di godersi l'estate in sicurezza vaccinandosi, è stata una bella sorpresa. Si discute anche della possibilità di vaccinare anche i più piccoli. Una volta messa in sicurezza la fascia dai 12 anni in su, ci si chiede se
possa in autunno, con la riapertura delle scuole, esserci una vaccinazione anche per l'età pediatrica, magari dei più piccoli. Si sta ragionando da questo punto di vista, Assessore, o è troppo presto? No, allora in questo momento non si sta ragionando, nel senso che non ci sono indicazioni. Sappiamo che l'ultima indicazione è quella che è arrivata con AIFA 10 giorni fa, 15 giorni fa, che ha aperto dai 12 ai 16 anni, prima era solo dai 16 anni in su. Non si sta ragionando sui più piccoli, però vedremo l'evoluzione. Noi comunque stiamo invece ragionando sul fatto che tutta questa fascia di popolazione oggi è dai 12 anni in su, la dobbiamo mettere in protezione prima dell'avvio dell'anno scolastico. Su questo non ci piove, perché è chiaro che vogliamo arrivare preparati all'avvio dell'anno scolastico e evitare gli stop and go che ci sono stati nell'anno precedente. Assessore, le leggo una agenzia ANSA appena uscita con le parole del dottor Galli, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che dice: visto che AstraZeneca è stato progettato per una sola dose, visto anche che una percentuale molto elevata di persone risponde già con una sola dose, credo che sia arrivata l'occasione per governo e regioni di sdoganare l'utilizzo e la prescrivibilità dei test per la misurazione degli anticorpi. Questo potrebbe permettere, dice Galli, di evitare un'altra dose in inverno che magari non è necessaria. Su questo che idea vi siete fatti, se ne avete anche già discusso, quello proprio di prescrivere dei test antigenici per vedere anche la risposta anticorpale del vaccino nelle persone, perché sappiamo che c'è chi magari è una percentuale molto molto bassa ma non ha questa risposta al vaccino? Ma allora su questo c'è una discussione in atto in Commissione Salute e ci siamo ancora espressi e non c'è stata ancora un'espressione complessiva e definitiva. È chiaro che sarà importante misurare la protezione legata agli anticorpi, proprio anche io credo che lo stiamo facendo proprio nella discussione della famosa terza dose, proprio per capire la durata della protezione e cosa fare. Noi avevamo anche già in mente di fare dei progetti sperimentali, di cercare quindi anche con delle fasce d'età ben definite, insomma in maniera sperimentale capire su un target di popolazione com'è la risposta immunitaria. Quindi su questo noi ci stavamo già lavorando, aspettavamo però, perché era una delle discussioni che sono in senno alla Commissione Salute, alla Conferenza delle Regioni, che ci fosse anche un pronunciamento da parte degli organi centrali. Anche perché non dimentichiamoci che rimane sempre lo spettro delle varianti. Arrivano notizie dalla Gran Bretagna non certo incoraggianti su questa variante Delta, quindi bisogna sempre mantenere alta l'attenzione, e proprio il piano di sanità pubblica che avete presentato, che ha presentato lei insieme alla dottoressa Russo 2 giorni fa, va proprio in quest'ottica. Sì, il piano è un aggiornamento dei piani precedenti che cerca di inserire tutte le novità che ci sono, quindi inserisce anche il discorso legato alla nuova diagnostica. Ricordiamo che sono stati sdoganati i test salivari molecolari, invece non si parla ancora di test salivare rapido, e anche i test di quarta generazione. Poi è stata cambiata la questione legata alla quarantena, portando un po' tutto ai 10 giorni e non ai famosi 21 giorni che erano stati previsti quando c'era il momento della variante inglese. E poi c'è tutto il capitolo delle varianti, quindi il contact tracing, quindi massima attenzione, perché è chiaro che riusciamo a controllare il virus in base a che azioni noi mettiamo in campo, e sono fondamentali quelle del contact tracing e quindi dell'analisi, del sequenziamento dei casi, delle varianti, per capire che circolazione c'è. Intanto oggi in Veneto si registrano 67 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, un solo decesso, i numeri più bassi negli ultimi mesi. È un sospiro di sollievo, Assessore? Ma sicuramente, insomma, poi abbiamo avuto un giorno, mi sembra, adesso non ricordo quando abbiamo avuto anche decessi zero. Oggi uno solo, perché poi sappiamo, insomma, i decessi sono sempre quelli che ci fanno un po' più preoccupare e anche che ci dispiacciono maggiormente, insomma, perché vuol dire che c'è stata un'evoluzione forte, cruda della malattia. Oggi i numeri sono sicuramente numeri molto molto buoni. La cabina di regia di venerdì ci ha visti con un RT
a 0,65, 67 mi sembra, se ricordo bene a memoria, ma soprattutto con un'incidenza molto bassa, 14,7 su 100.000 abitanti, e anche l'occupazione delle terapie intensive al 4% e quella delle reparti di area non critica al 3%, quindi numeri direi molto molto buoni. Però questi numeri ci devono comunque ancora mettere nelle condizioni di essere molto attenti e responsabili. Quindi attenzione, responsabilità, comportamenti corretti con la vaccinazione credo che sia effettivamente l'arma vincente per lasciarci alle spalle quanto prima tutto questo. Ormai sono quasi 16 mesi, Assessore, ci eravamo viste proprio per un bilancio dopo la prima ondata, chiamiamola così. Dopo questi mesi, quindi da ottobre-novembre 2020 ad oggi, il momento più difficile, anche perché sono state tante le critiche che sono piovute sul Veneto in alcuni momenti, ma lei insieme al Presidente Zaia vi siete sempre presentati in conferenza stampa pronti a rispondere a quelle che erano le domande che tramite noi giornalisti arrivavano anche dai cittadini. Il momento più difficile di questi ultimi mesi? Ma è stata una scelta voluta quella e credo insomma bisogna dare atto anche al nostro Presidente che ha voluto tenere aperta questa comunicazione e questa informazione con la massima trasparenza. Non è stato facile venire in conferenza stampa e alzare cartelli con più di 100 morti al giorno, è stato veramente molto dura perché sappiamo, l'ho detto anche prima, insomma anche un solo decesso insomma è sempre una sconfitta o comunque qualcosa che ci fa star male. I momenti più difficili sono stati all'inizio, sicuramente quando non si conosceva molto di questo virus, non avevamo nulla, non avevamo la diagnostica, non avevamo i DPI, c'era preoccupazione, quindi insomma proprio perché c'era questa sensazione che si cercava di arginare qualcosa ma che era veramente poco conosciuto. Un altro momento molto difficile è stato quando il virus è entrato in maniera molto forte dentro le case di riposo e quindi abbiamo visto e capito che quella era una popolazione molto fragile che non aveva difese e che anche se noi mettevamo in campo le massime attenzioni, le massime azioni, però essendo popolazione fragile, con cronica, con pluripatologie, lì alla fine gli eventi erano sempre eventi drammatici. E poi sicuramente la fase che per noi coincide con la seconda fase che ricordavo prima, quando i numeri sono stati numeri importanti, eravamo più preparati perché avevamo i DP, avevamo la diagnostica anche avanzata, avevamo potenziato i reparti letto, le terapie intensive, quindi eravamo sicuramente più preparati rispetto alla prima ondata, quindi a quella di febbraio e marzo. Però i numeri sono stati numeri importanti che ci hanno travolto e quindi lì c'è stata anche lì molta apprensione, molta tensione, paura anche che effettivamente non ne venissimo fuori, però poi alla fine insomma abbiamo visto insomma che la curva il 31 gennaio 2020 insomma in maniera anche sorprendente dal 31 gennaio ha iniziato a scendere in maniera vertiginosa, quindi questo denota anche come questo virus è difficile, cioè bisogna capire bene come si sta muovendo. Adesso parliamo di queste nuove varianti, prima è arrivata la variante inglese, sembrava che fosse una variante, invece tutto sommato non ha avuto gli effetti fortunatamente che ha avuto in Inghilterra. Poi c'è stato il discorso della variante indiana, brasiliana, quindi è un virus che purtroppo ci riserva ogni giorno qualche novità e quindi in questo momento e in questo modo dobbiamo cercare di essere sempre pronti, ma credo che i sistemi sanitari hanno dimostrato, il sistema sanitario del Veneto insomma di aver fatto uno stress test molto pesante. Credo che questo insomma ci ha formato e ci ha anche un po' diciamo così segnato in maniera forte da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista umano, psicologico, ma ci ha anche dato quella forza per reagire, per essere pronti adesso anche a quello che potrebbe succedere, perché abbiamo capito, questo quindi insomma mi sembra che sia abbastanza chiaro, che per il futuro purtroppo dovremmo forse aspettarci altri eventi di questo tipo.
Purtroppo sì, e questo, se c'è una cosa positiva che il Covid ha portato, è proprio stato questo, di aver rafforzato tutto un sistema sanitario, ma anche poi il comportamento nostro che si è fatto più attento. Assessore, l'ultimissima domanda: i telespettatori si chiedono se ci accompagnerete anche in questa estate con i consueti punti stampa per sapere puntualmente la situazione, o vi prenderete una pausa? Ma allora noi adesso stiamo facendo dei punti stampa più diradati, ma perché ci sono altri impegni e quindi ci sono in concomitanza anche altri impegni che non ci permettono sempre di essere presenti a Marghera o comunque in un'altra parte durante le dirette, però la volontà è quella di informare. Quando ci sono notizie, informazioni da dare, c'è la necessità di informare i cittadini veneti, noi ci siamo. Siamo stati criticati perché qualcuno ha detto che lo facevamo quando eravamo prima della campagna elettorale, però l'abbiamo fatto prima della campagna elettorale, dopo la campagna elettorale, e l'abbiamo fatto soprattutto, insomma io credo che l'abbiamo dimostrato anche quando i numeri erano numeri spaventosi e quindi era difficile alzare quei cartelli, però l'abbiamo fatto appunto con il senso di responsabilità che un amministratore deve avere, ma soprattutto perché siamo convinti che così abbiamo anche informato i cittadini, abbiamo informato i veneti con la massima trasparenza e abbiamo dato anche le indicazioni che servivano per rassicurare o per indirizzare i nostri cittadini. Grazie davvero, Assessore. Ci vediamo lunedì allora in conferenza stampa? Ci vediamo lunedì c'è la conferenza stampa e credo che parleremo insomma anche, come abbiamo parlato oggi, dell'evoluzione appunto di queste ultime novità e circolari di AstraZeneca, di come verrà reiterata la campagna vaccinale e quindi anche rispetto alle previsioni dei nuovi arrivi. Dopo io credo che metà settimana ci sarà anche una convocazione a livello nazionale col commissario Figliuolo e il ministro Speranza proprio per capire per il futuro rispetto alle consegne dei vaccini Johnson & Johnson AstraZeneca cosa succederà e come ci dovremmo comportare. Grazie davvero all'assessore Emanuela Lanzarin e naturalmente buon lavoro, ci vediamo presto. Grazie Assessore, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Dunque avete sentito le novità sul fronte vaccinazioni, l'ha recepita la nota del ministro Speranza dalla Regione Veneto che già stanotte ha inviato ai direttori generali dell'USL Venete le nuove indicazioni per le somministrazioni di AstraZeneca, soprattutto per quanto riguarda i richiami, e quindi si dovrà riorganizzare la macchina vaccinale e si spera naturalmente che nelle prossime settimane arrivino maggiori forniture di Pfizer e Moderna. Io andrei a salutare, prima di andare in pubblicità, il mio ospite, non c'è ancora, e allora andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta con tante notizie e aggiornamenti. A tra poco. Rieccoci in diretta, vado subito a salutare Paolo Doglioni, Presidente Confcommercio Belluno. Buongiorno Presidente, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora Presidente, subito un bilancio di questa prima settimana in bianco con alcune riaperture però significative, soprattutto a fronte del turismo e degli esercizi commerciali e della ristorazione. Ma c'è un discreto ottimismo tra gli operatori o forse un desiderio di recuperare il tempo perso, soprattutto per le imprese che hanno avuto un'interruzione più lunga, addirittura 1 anno e mezzo quasi. Occorre prudenza ancora, ci vuole ancora il rispetto delle regole. Vogliamo ripartire per non fermarci più, perché vedete, noi abbiamo 2 problemi. Il problema contingente, che è quello di adesso, del periodo estivo, e speriamo che il periodo estivo sia buono e perciò ci porti un po' di fiducia, ma poi abbiamo l'autunno che obiettivamente è problematico perché nessuno sa cosa capiterà. Il sistema della vaccinazione è stato un sistema gestito molto bene sia a livello regionale che a livello nazionale, e questo ci ha portato un po' ad avere un po' di respiro. Ma dobbiamo stare attenti che potrebbe capitare ancora qualcosa e perciò non è un libera tutti, stiamo ben attenti e cerchiamo anche di affidarci al buon senso della gente. Presidente, in questa riapertura è arrivato un allarme importante legato alla carenza di
di figure professionali, ma anche alla carenza proprio di personale da impiegare in varie attività anche proprio nel settore turistico. È stato tirato in ballo il reddito di cittadinanza dagli osservatori che sono arrivati un po' in giro per l'Italia. Sembra che questo reddito di cittadinanza sia preferito ad un impiego magari anche solo stagionale. La percezione che avete voi da questo punto di vista? Beh, c'è una difficoltà non solo sul sistema turistico, che sicuramente è quello che è stato più colpito da questa pandemia, ma anche in altri settori. Io mi riferisco per esempio all'edilizia, andiamo a vedere se si trova persone nell'edilizia, oppure di figure professionalmente formate che mancano in certi settori dell'industria e dell'artigianato. È un campo che non è quello mio, però anche quello sta soffrendo. Nel settore del turismo ci sono due problemi. Troppi mesi siamo stati chiusi, la gente ha cercato qualcos'altro ed è stata impiegata da qualcos'altro. Questo è il primo punto. Il secondo è che sicuramente non si può fare politiche attive del lavoro con i sussidi. Bisogna fare formazione e bisogna cercare di abbassare il costo complessivo del lavoro, non il reddito per il dipendente, ma il costo del lavoro, che è altissimo. E quindi queste due cose messe assieme fanno sì che certe persone magari non cercano posti di lavoro. A me risulta particolarmente strana quando vediamo le statistiche che dicono disoccupazione al % e dopo mancano dipendenti. Allora, delle due l'una, troviamo il sistema. Sicuramente comunque ci dovrà essere una formazione. Per fare formazione ci vuole anche studio, ci vuole sistemi, noi siamo preparati per farlo e tra l'altro noi dobbiamo tenere presente che tutte le attività, i nostri associati, parlo degli associati d'Italia e in maniera particolare della montagna, in questo periodo hanno veramente dato fondo a tutte le risorse che avevano, perché hanno dovuto tener chiuso, ma come ho già detto molte volte, i costi sono stati comunque luce, gas, spese varie, e allora ecco che il sistema Veneto, con Commercio Veneto, ha messo in moto un sistema con Fidimpresa e Turismo Veneto che io ritengo importantissimo e fa parte del fondo Covid che il governo attribuisce ai comuni per il decreto liquidità. Bene, in base a questo il sistema Fidimpresa e Turismo Veneto che cosa ha fatto? Ha fatto degli accordi con i comuni e i comuni possono investire parte di questi soldi, che sono i fondi Covid, per un plafond che il sistema Fidi moltiplica per 12, per somme dai 10 ai 25 mila euro a un tasso pressoché zero, 0,7. Questo per 72 mesi con 24 mesi anche di preammortamento. Questo proprio per aiutare questa gente, perché state attenti che è un po' questo Covid come cadere con gli sci, cadere in bicicletta. Immediatamente non ti accorgi di aver preso il colpo, te l'accorgi dopo. Ecco che vengono fuori anche le conseguenze. E io ho una grande paura. Finora non c'è stata proprio una distruzione totale delle attività, se non in minima parte. Ma ho paura per l'autunno, ho paura per l'inverno prossimo, perché se non ci saranno risorse adeguate noi ci troveremo veramente in una situazione difficile. Cioè lei dice, Presidente, che non ci siamo ancora resi conto degli effetti economici del Covid? Assolutamente no, in parte noi lo sappiamo, ci sono situazioni di difficoltà sanitaria e questo lo abbiamo visto, in parte, anzi in buona parte mitigati dai vaccini, quelle psicologiche che non sono mai state verificate, ma guardate che la gente sta soffrendo in maniera notevole
in maniera notevole e gli effetti si vedranno dopo, e poi c'è l'effetto economico che arriverà sicuramente. Ecco perché il sistema Confcommercio, Confidi-Impresa sta cercando di mettere in moto questo plafond. Sono piccoli importi da 10 a 25 mila euro, però servono per poter dare fiducia alla gente e magari farli ripartire con qualche lira in tasca per pagare i fornitori, per pagare i costi che non hanno potuto pagare, per dare fiducia alla gente. Presidente, le faccio ascoltare a tal proposito Paolo Zabeo della CGA di Mestre, perché è arrivato uno studio degli artigiani di Mestre sui ristori previsti nel decreto sostegni, e la CGA dice che i ristori sono stati bruciati per pagare le tasse di giugno. Sentiamo le parole di Zabeo e poi lo commentiamo insieme. Se con una mano ti danno i contributi a fondo perduto e con l'altra se li riprendono tutti indietro attraverso le tasse, per lo Stato non cambia nulla, ma per tantissime piccole attività la situazione economica peggiora enormemente, alimentando tra gli imprenditori il sospetto di aver subito l'ennesima beffa. Quindi il governo, che è chiamato a erogare alle imprese e alle partite IVA 21,4 miliardi di euro di contributi a fondo perduto, ma aziende che poi verseranno all'erario, quindi faranno tornare indietro quasi 19 miliardi di euro. Questo è lo studio della CGA. È quello che dicevo prima. Sono state prosciugate tutte le risorse che la gente aveva. È un anno che non si lavorava. Molti non avevano neanche le risorse per poter andare avanti. Questo è il problema grosso che noi, prima mi riferivo proprio a questo, vedremo con tutta la drammaticità del caso verso l'autunno. Questo sarà il problema grosso, di persone che effettivamente anche il ristoro si è volatilizzato veramente e non hanno la possibilità di ripartire. Di contro, diciamo anche una cosa, speriamo in tutti questi aiuti europei, perché senza di questi anche lo Stato ha bisogno di far cassa, Quindi sono due cose, è bello tutto, però i soldi non è che si creino per magia, è un qualche cosa che noi dobbiamo capire questo, e soprattutto basta assistenzialismo non produttivo, basta assistenzialismo non produttivo, e cerchiamo di andare a dare le risorse alle persone che stanno lavorando e che vogliono lavorare e che non vogliono chiudere le proprie attività. Presidente, l'ultima domanda su questa estate ormai alle porte, previsioni insomma sul fronte prenotazioni, e torneranno i turisti stranieri che poi rappresentano un'importante fetta per l'economia turistica veneta? Ma io penso di sì, poi dalle previsioni si aspetta anche il gran caldo, quindi il gran caldo in qualche maniera ci agevola, e poi il Green Pass, che sia costruito in modo snello, rapido, senza tanta burocrazia, ma garantendo veramente la non trasmissibilità del virus. Questo è importante. Tutti si devono vaccinare, devono vaccinarsi, perché è l'interesse di tutti doverlo fare. Presidente, grazie davvero, grazie, naturalmente buon lavoro per queste settimane intense, torneremo ad aggiornarci per fare il punto nuovamente della situazione. Grazie a Paolo Doglioni, Presidente Confcommercio Belluno, a presto. Grazie Presidente. Questo è un altro focus per questa ripresa, questa ripartenza, prima settimana in zona bianca. Ci sono però ancora tante problematiche sul tavolo di cui si discute a livello nazionale. Pensiamo semplicemente al blocco dei licenziamenti, che è un nodo, potrebbe essere cruciale
proprio per i prossimi mesi, per l'autunno. Avete sentito le parole del presidente Doglioni, che si dice preoccupato proprio per i prossimi mesi, quando i cosiddetti nodi potrebbero venire al pettine e potremo davvero vedere quelle che sono le conseguenze dal punto di vista economico di questi lunghissimi mesi di pandemia. A livello nazionale si discute proprio del nodo licenziamenti, blocco dei licenziamenti, ci sono degli emendamenti al decreto del governo e aspetteremo di capire che cosa succederà. Ne torneremo a parlare tra un po' con i prossimi ospiti su queste problematiche. Noi adesso ci trasferiamo dalla montagna al mare, non so se c'è già il mio prossimo ospite, per capire anche come si sta procedendo sul fronte prenotazioni lungo il litorale veneto, nelle spiagge. Finalmente un maggio frizzante dal punto di vista meteorologico sta lasciando spazio ad un giugno caldo, c'è voglia di tornare alla normalità, c'è voglia di andare in spiaggia e quindi faremo il punto anche su questo con l'ospite, che dalla regia c'è già il presidente Martin collegato. Non c'è ancora. E allora, a proposito di ritorno alla normalità, ieri 15.000 spettatori hanno assistito allo Stadio Olimpico di Roma alla cerimonia inaugurale degli Europei 2021 di calcio, la partita d'esordio degli azzurri di Roberto Mancini, Italia-Turchia, che ha visto trionfare la squadra, la nostra nazionale, ma è stata anche l'occasione per riassaporare il piacere di stare in compagnia nelle piazze davanti al maxischermo con gli amici, vicini di casa, e guardarsi insieme la partita, una cosa che sembrava impossibile l'anno scorso. L'anno scorso si sarebbero dovuti svolgere gli europei, poi appunto posticipati di 12 mesi alla luce naturalmente della grave situazione che stavamo vivendo per il Covid, e ieri siamo stati proprio a Treviso in uno dei maxi schermi allestiti in un quartiere per vivere questa emozione non solo della partita, ma proprio l'emozione di ritrovarsi in piazza e cantare a squarciagola l'inno d'Italia. Vediamo il servizio. Durante il lockdown le note del Dino di Mameli sono risuonate dai balconi delle case italiane per sentirsi meno distanti. Oggi invece si può cantare a squarciagola in piazza in una sera di giugno insieme agli amici davanti ad un maxischermo per l'esordio della nazionale di Roberto Mancini agli europei. Un assaggio di normalità dopo tanti mesi di restrizioni. La gente aveva voglia di uscire, è un evento che appunto vuole mirare a portare fuori le persone, a rivivere un po' anche il quartiere, ritrovare un po' di socialità. Nel quartiere Santa Bona di Treviso si segue la cerimonia di apertura degli europei in uno stadio olimpico con 15.000 spettatori, altro segno di un ritorno alla vita pre-Covid. Poi il fischio d'inizio di Italia-Turchia, si seguono con attenzione le giocate degli azzurri, si soffre per un rigore negato, ma alla fine la serata sarà ricordata certamente per il 3-0, ma soprattutto per aver condiviso dopo tanto tempo qualche ora in compagnia. È molto piacevole poter vedere una partita fuori all'aperto con altre persone. Da quanto è che aspettava questo momento? Troppo tempo siamo stati chiusi. Dopo un anno comunque sì, dai, fa un certo effetto. Un anno fa non si pensava di riuscire a fare questo, invece abbiamo fatto passi avanti. Siamo felici che siamo usciti fuori di quello coronavirus. Da un anno che non ho visto mio cognato con mia sorella. Prima volta che siamo usciti a bere qualcosa qua in centro fuori. È bello anche guardare le partite insieme agli amici, ad esultare insieme. Un ritorno alla normalità senza però abbassare la guardia. Distanze rispettate, mascherine indossate, nulla viene tralasciato per garantire la sicurezza. Noi qui abbiamo l'obbligo purtroppo e per fortuna di far firmare, dare il numero di telefono, nome e cognome di chi entra. L'emergenza Covid ha cambiato completamente il nostro modo di vivere e soprattutto il nostro modo di rapportarci con le uscite e con gli eventi pubblici. Ancora una volta il tifo per la nazionale unisce e dopo un anno particolarmente difficile i colori azzurri assumono un significato ancora più profondo. Era un anno che sta maglietta voleva essere esposta, quindi è uscita dall'armadio molto felicemente.
L'entusiasmo quindi di poter tornare in piazza, nel proprio quartiere, davanti al maxischermo in compagnia per assistere alla partita della Nazionale. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì con la seconda gara dell'Italia e naturalmente si spera che il cammino azzurro possa arrivare fino alla finalissima. Vi do un aggiornamento di cronaca che arriva dalla Marca trevigiana con un grave incidente stradale accaduto nella tarda serata di ieri a Castelfranco, dove una donna settantenne stava camminando a piedi quando è stata investita da un'auto guidata da un uomo. La donna è stata trasportata, ha riportato gravi ferite, è stata trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamenti. L'uomo si è fermato dopo l'incidente per prestare soccorso all'anziana. Questo è l'aggiornamento di cronaca, ma quella di ieri è stata una giornata particolarmente importante per il Veneto, perché è operativa a tutti gli effetti l'elettrificazione della linea ferroviaria Conegliano-Belluno, il viaggio inaugurale del presidente Zaia, che con l'occasione ha fatto anche il punto sull'altra linea bellunese, la Feltre-Montebelluna, e il treno per Cortina. Zaia che ha anche commentato il boom di transiti nei tratti già aperti della Pedemontana veneta, annunciando poi delle novità per quanto riguarda i pedaggi. 17.000 veicoli al giorno non sono pochi, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Per un'autostrada che ancora non è incompleta, mancano 30 km. Quando sarà completato ho l'impressione che sarà molto più utilizzata. Questo ci permette di dire che il pedaggio va alla Regione e che la Regione, in base ai pedaggi, poi metterà a mano anche le tariffe. Pedemontana, già si inizia a parlare di abbassamento delle tariffe e il Presidente del Veneto lo fa guardando i dati sui transiti dei primi 15 giorni dall'apertura del secondo tratto Bassano-Montebelluna. Perché se ci saranno ovviamente pedaggi in esubero, definiamoli così, abbondanti, li utilizzeremo per limare le tariffe. Buone notizie dunque nel giorno in cui il Presidente ha inaugurato l'elettrificazione del tratto ferroviario da Conegliano a Belluno, un intervento che permette di collegare la montagna direttamente con Venezia senza dover scendere dai treni per cambio motrice da elettrica a diesel. E già a questo tratto presto si aggiungerà l'elettrificazione della linea per Feltre e Montebelluna, e non solo, tutto questo per dare risposte alla montagna bellunese. Il popolo bellunese è un popolo eccezionale, però ricordo che 10 anni fa era sempre ma Belluno è dimenticata, ma Belluno, invece voglio ricordare il treno delle Dolomiti, che adesso la prossima settimana entrerà nel vivo come discussione, la partita degli ospedali sui quali stiamo investendo fortemente, ve lo posso garantire, chi volesse numeri vediamo i numeri, le Olimpiadi invernali 2026 e molto altro ancora, per dimostrare insomma che non è da parte nostra assolutamente dimenticato. Novità anche sul treno delle Dolomiti che collegherà Venezia con Cortina e Dobbiaco, dove Zaia ha chiamato in causa le comunità locali. Il treno delle Dolomiti, la vicepresidente presenterà questo treno durante la prossima settimana, e poi il territorio, sindaci e amministratori dovranno anche decidere qualcosa, perché noi possiamo pensare a un master plan, possiamo pensare a Val d'Ansiei, a Val Boite, possiamo pensare alla Gordino, poi bisogna anche dimostrare che dopo il lamento viene anche la decisione. Tanti progetti quindi per la montagna e il Veneto, con il Presidente che chiede a tutti gli amministratori capacità di visione e ad alcuni politici presenti oggi a Belluno coerenza sugli sbagli, come sulle Olimpiadi di Cortina. La feci, e l'esito che ci fu da subito fu, Zaia ci prende in giro, Zaia è una buttata per andare sui giornali, molti politici dissero, no? Il problema è che hanno anche la faccia tosta di presentarsi alle inaugurazioni, poi magari. Presidente che tra i tanti fronti aperti ricorda che quello più importante comunque resta l'autonomia del Veneto. L'autonomia se la debbono dare, l'autonomia anche qui, è finito il periodo di prova per qualsiasi governo, adesso ci vuole l'autonomia. Quindi non ci basta che ci dicano siamo bravi, che facciamo bene le robe, che qui funziona tutto, vogliamo l'autonomia. E il Presidente Zaia, che poi a Belluno, dopo aver fatto il punto che avete sentito, ha preso parte alla inaugurazione di un importante macchinario, per un'importante apparecchiatura per la radioterapia all'ospedale di Belluno. Oltre 2 milioni di spesa per nuove tecnologie sanitarie. Inaugurato presso il nosocomio di Belluno, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, un tomografo computerizzato di nuova generazione.
Si tratta di un'apparecchiatura in grado di acquisire ampi volumi anatomici in un'unica scansione, consentendo di valutare in una sola acquisizione diverse casistiche e permettendo tra l'altro di escludere la complicanza da Covid-19. Tale tipo di funzione è possibile solo con apparecchiature di ultima generazione con almeno 8 cm di scansione e che non necessitano di terapia farmacologica per ridurre la frequenza cardiaca del paziente che vi viene sottoposto. Sono due tecnologie importantissime perché portano questo ospedale a un upgrade uguale a tanti ospedali anche di maggior dimensioni della nostra regione, e quindi stiamo offrendo ai professionisti che operano in questo territorio delle apparecchiature sicuramente complesse che danno tantissime informazioni, e loro dovranno studiare e applicare, dovranno mettere in pratica le loro abilità per dare un risultato al cittadino migliore, più approfondito e anche qualitativamente superiore. E poi l'aggiornamento evolutivo di uno dei 2 acceleratori della radioterapia mediante l'accoppiamento con tubi radiogeni, in modo di ottenere sia immagini planari 2D analoghe a quelle radiologiche che acquisizioni tridimensionali di elevata definizione, consentendo una maggiore e sensibile precisione della registrazione delle immagini acquisite. Novità che permettono di portare la radioterapia di Belluno ad uniformarsi con gli elevati standard regionali. E questo dunque è anche la novità per quanto riguarda proprio la sanità veneta, nello specifico all'ospedale di Belluno. Andiamo un attimo sul sito del Corriere.it per tornare alla questione vaccini AstraZeneca. Ci sono 2 notizie in qualche modo legate, 2 tragedie legate dalla vaccinazione. Iniziamo dalla vicenda della giovanissima ragazza Camilla, 18enne ligure, deceduta dopo la dose di AstraZeneca. Sapete che la ragazza aveva una patologia, era sottoposta ad una cura ormonale. Bene, la malattia di Camilla non era indicata sulla scheda per il medico vaccinatore, si indaga sulla cura ormonale. Quindi questo importante aggiornamento sulla vicenda della giovane 18enne. C'è appunto un'altra tragedia da Brescia, un 54enne si dice non aveva problemi di salute, è morto a causa di una trombosi anche lui dopo la somministrazione. I familiari vogliamo capire queste 2 tragedie che poi in qualche modo hanno portato anche a rivedere il piano e le indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico, poi recepite dal Ministro Speranza con una nota arrivata questa notte, ce l'ha spiegato l'assessore Lanzarin, alle regioni italiane. Intanto sempre dal sito del Corriere, ne avevamo accennato proprio con l'assessore, delle varianti della situazione in Gran Bretagna, nuovo picco nel Regno Unito. Sapete come la situazione in Gran Bretagna fosse tornata alla normalità, addirittura era uno dei primi in Europa ad aver riaperto, seppur gradualmente, le proprie attività. Ebbene, purtroppo i casi tornano a salire, notizia di ieri, in modo esponenziale, non fortunatamente al momento di pari passo la mortalità che rimane ancora contenuta, ma preoccupano i contagi al punto che il Premier Johnson pensa di rimandare le aperture di un altro mese. Quindi questo per capire come, e lo ha detto proprio l'assessore, il Covid ci ha preparati a qualsiasi tipo di sorpresa amara, ahimè, e quindi è fondamentale non abbassare la guardia. I dati sono incoraggianti, le vaccinazioni vanno avanti in modo positivo, ma è importante soprattutto in questa fase di ritorno proprio alla socializzazione a non tralasciare quelle che sono le misure anticontagio più elementari, dall'uso della mascherina se non si riesce ad avere una distanza di sicurezza, all'igienizzazione delle mani, e quindi è fondamentale mantenere alta la guardia perché si fa presto, lo abbiamo scoperto, questo il Covid ce l'ha insegnato quanto si faccia presto a tornare purtroppo indietro. E adesso dovremmo avere un altro aggiornamento di cronaca, perché questa mattina nella chiesa parrocchiale di Santi Filippo e Giacomo di Visnadello a Spresiamo
siamo a Spresiano, siamo in provincia di Treviso, si sono svolti i funerali di Bruna Mariotto, la cinquantenne, lo ricordate, freddata con un colpo di fucile in pieno volto dal suocero Lino Baseotto, che poi si è tolto la vita. Oggi il commosso addio alla donna. Sentiamo la nostra Luisa Bertini che ha seguito per noi le esequie. Buongiorno Luisa. Oggi è il giorno del dolore per la comunità di Spresiano, l'ultimo saluto, si è celebrato l'ultimo saluto a Bruna Mariotto alla chiesa di Visnadello. La vittima, lo ricordo, la vittima dell'omicidio-suicidio che si è consumato il 2 giugno a Spresiano, in cui l'80enne Lino Baseotto ha colpito a morte la donna con l'arma da fuoco per poi togliersi la vita. Oggi le esequie della donna, una cerimonia molto partecipata, saranno state circa 300 le persone presenti. La messa è stata celebrata da Don Giovanni Stasi, che ha espresso parole molto commoventi, si è rivolto al marito di Bruna, Claudio, e alla figlia 12enne, Talita, con l'invito per entrambi a guardare avanti affinché l'amore di una mamma e di una moglie possano essere di aiuto e anche di stimolo per generare altro amore. Ha detto: siamo feriti, ma le nostre cicatrici devono servirci da bagaglio per costruire la nostra storia. Questo l'ultimo e commovente saluto, e poi il feretro è stato accompagnato dai familiari al cimitero. Ti restituisco la linea, Francesca. Grazie a Luisa Bertini per questo aggiornamento, i funerali della cinquantenne uccisa dal suocero a Spresiano pochi giorni fa. Cambiamo un attimo argomento, perché domani è una giornata importante per la città di Padova, ma lo è insomma per tutto il mondo, perché Sant'Antonio è amato in tutto il mondo. In Veneto non c'è chiesa che non abbia un angolo dedicato a lui. Padova che si prepara per la grande festa di domani, festa che il gruppo Media Nord-Est con Rete Veneta seguirà a partire dalle 5:15 del mattino, con una lunghissima diretta che si concluderà solo in tarda serata per vivere i momenti più significativi, dalla partenza dalla Basilica, dalla chiesa di Venezia, l'arrivo a Padova e poi la processione tra le strade della sua Padova. Ieri siamo andati proprio alla Basilica del Santo, dove c'è un continuo via vai di pellegrini che arrivano da ogni parte d'Italia e non solo, lo sentirete, proprio per ricordare la figura di Sant'Antonio. Da Bergamo, buongiorno. Siete arrivati proprio in giornata per venire? Sì, siamo venuti in famiglia per il compleanno della nonna. Compie 70 anni e non saprei spiegarli, lo sentiamo vicino e quindi ci piace venire. Allora, sono qua per visita e poi per Sant'Antonio. Da dove arrivate? Da Napoli. Stiamo facendo una gita con i bambini in occasione anche dei festeggiamenti. Infatti stavamo assaggiando il dolce tipico. Avevamo questo grande desiderio di vederlo e siamo venuti. Che cosa vi ha lasciato la visita in Basilica? È una forte emozione. Da Bergamo a Verona, passando per Napoli e Lucca, la devozione antoniana arriva da tutta Italia e non solo. Repartant vers la France, on s'est arrêté à Padoue. Siamo venuti qui da Bordeaux per Sant'Antonio, siamo emozionati, il nostro figlio si chiama Antoine. Continua composta ed emozionante la visita dei pellegrini alla Basilica del Santo, che si prepara a festeggiare il suo giorno più importante, il 13 giugno. Una festa che vedrà tornare a Padova da Venezia la reliquia dell'avambraccio di Antonio. Una giornata che Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, racconterà in diretta dall'alba fino a notte fonda, per far entrare nelle vostre case proprio la grande devozione legata al santo. Sant'Antonio è fede che anima grandi opere di carità, quelle della Caritas Antoniana, che quest'anno sostiene un progetto per realizzare una struttura di accoglienza per i bambini di strada del Burkina Faso. Siamo stati chiamati dalla chiesa locale, dal vescovo di Koudougou, per realizzare un progetto per i bambini di strada, bambine che vivono ai margini, che lasciano per il motivo della povertà le loro famiglie perché orfani, e il grande rischio è che diventino proprio anche loro preda
di questo vortice di violenza. Evento lancio delle iniziative della Caritas Antoniana, il concerto del pianista Giovanni Allevi che si terrà in Basilica. Anche questo evento sarà in diretta su Rete Veneta per portare le note della musica, ma anche la speranza che la Caritas Antoniana vuole dare a chi è in difficoltà. Per portare avanti questi progetti, perché Sant'Antonio ce li affida a tutti noi. Tutti noi vogliamo essere un po' le sue braccia e il suo cuore. E quindi la grande giornata, la lunga giornata di festa partirà domani da Venezia, dove dalla Basilica della Salute la reliquia arriverà proprio alla Basilica del Santo a Padova. Ci parla di questo, ma anche ci parla della Biennale, il nostro Lorenzo Maier, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Buongiorno Lorenzo, grazie per essere con noi. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, iniziamo dalla giornata di domani. È una giornata che Padova attende, ma è una giornata che tutto il Veneto e Venezia aspetta, perché inizierà proprio lì questa festa del 13 giugno. Esattamente, alle 7:30 inizierà in Laguna, perché dalla Basilica della Salute, che è appunto una delle chiese più importanti della città, sede del seminario patriarcale, verrà per la prima volta dopo 3 secoli verrà portata al di fuori la reliquia più insigne di Sant'Antonio, che si trova appunto tra quelle che si trovano fuori Padova, e la reliquia con in testa il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Maraia, che è anche presidente della conferenza episcopale triveneta della CEI. Farà un pellegrinaggio molto importante, molto suggestivo e significativo, perché dalla Laguna con un'imbarcazione scortata dai carabinieri arriverà sulla terraferma della città metropolitana di Venezia, passerà alcuni luoghi anche della pandemia, come per esempio l'ospedale dell'Angelo a Mestre, e arriverà in processione guidata appunto dal Patriarca di Venezia, la Basilica del Santo, e sarà poi il Patriarca Francesco a presiedere l'Eucaristia nella Basilica di Padova alle 12:30, una delle messe più importanti della giornata, a così significare questo legame tra la Serenissima e la città di Padova, per un santo che, come sappiamo bene tutti, è tra i più venerati in tutto il mondo, e per anche dare un segno di appartenenza da parte della Chiesa di tutto il nord-est, di tutto il Triveneto, a questo importante momento. Peraltro il Patriarca, che abbiamo sentito ieri, ha anche ben spiegato come questo passaggio sia un modo anche per dire grazie ai medici, agli operatori sanitari, ai volontari, a tutti coloro che si sono impegnati duramente a fronteggiare questa pandemia. Poi la reliquia rimarrà nella Basilica del Santo, esposta nell'altare principale per una settimana, e poi il giorno 20, domenica 20 giugno, quindi appunto fra 2 domeniche, tornerà nella Basilica della Salute. E poi Venezia sta vivendo un altro momento importante, è la Biennale, che anche sempre in chiave di ritorno alla normalità ha segnato un importante spaccato, un importante passo in avanti verso quella ripresa della vita prima del Covid. Come sta andando? Qual è stata la risposta da parte del pubblico? Beh, come hai detto giustamente, è una Biennale che ha una grossa eco mediatica, proprio perché arriva dopo la pandemia, un po' una cosa simbolica, insomma, di ripartenza molto importante. Ricordiamo tutti come questa Biennale di architettura era stata in origine programmata da Shin Sarkis, il curatore del presidente della Biennale, prima Paolo Baratta, poi da Roberto Cicutto, per il 2020. Poi si era deciso di far slittare tutto di un anno, proprio perché l'allestimento della Biennale di architettura, la realizzazione di padiglioni impegnava viaggi anche extracontinentali, c'è tutta una macchina organizzativa, quindi bisognava partire mesi prima. È stata in un primo momento nel 2020 era stata rinviata
da maggio in agosto, sperando che poi il virus desse tregua. Poi invece si è deciso di saltare e quindi di passare direttamente al 2021, e questa biennale che si è aperta il 21 maggio tra i giardini dell'Arsenale, tra i giardini di Venezia e le cortesie dell'Arsenale, sta veramente avendo un grande risultato. 120 gli architetti, più di 60 i padiglioni presenti, tutto in presenza e tutto anche con dei protocolli molto ben prefissati, perché non viene lasciato nulla a caso, cioè c'è comunque un accesso che è contingentato, che deve avvenire attraverso la prenotazione, però è comunque una biennale aperta, una biennale che sta facendo vedere cose importanti, che è stata poi visitata, già lo ricordiamo, dal ministro Franceschini e anche dal ministro Brunetta, da importanti capi di Stato che hanno visitato i loro padiglioni, per cui questa ripartenza ha anche così un fatto concreto che si può già vedere. Ecco, chiaramente la pandemia, come avete detto bene prima in studio, non è sparita, non bisogna abbassare la guardia, però comunque Venezia ha ritrovato un po' di luce, ecco, da parte di non solo dai turisti del Veneto e dell'Italia, ma anche dal punto di vista internazionale, ed è quello un po' che mancava a Venezia. E poi ci sarà a settembre la Mostra del Cinema, e peraltro la Biennale proprio in questi giorni ha già annunciato il titolo della Biennale di arte che si svolgerà nel 2022, quindi la macchina si è rimessa in moto e l'entusiasmo è molto. Lorenzo, grazie davvero per questo aggiornamento da Venezia, buon lavoro e a presto. Grazie davvero Lorenzo Maier. A voi. Grazie, questi gli aggiornamenti da Venezia, città che sta riaccogliendo i turisti che spesse volte negli anni scorsi era stato puntato il dito contro di loro per comportamenti poco consoni, poco adeguati a quello che è lo scrigno di Venezia, ma che poi durante i lockdown in questi mesi di pandemia sono venuti a mancare. Una Venezia senza i turisti che piacciono ai veneziani. Era una Venezia diversa e finalmente stanno tornando, vuoi proprio per le celebrazioni di Sant'Antonio, vuoi per la Biennale, torneranno poi per la Mostra del Cinema, ma torneranno soprattutto per la bellezza di Venezia, e questo è il ritorno alla vita di prima che ci piace, che tutti stavamo aspettando. E a proposito di ritorno alla vita, vado a salutare il presidente di Confapi Padova, Carlo Valerio. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Da un luogo anche molto particolare, perché oggi sono a un matrimonio di una ragazza a cui tengo molto. Non è il mio con lei ovviamente, se no sarei in galera. Ecco. E sto aspettando che arrivi. Sì, perché a noi piacerebbe capire dalla sposa cosa significa organizzare un matrimonio in epoca Covid, e quindi sì, se riusciamo ad intercettarla anche mentre ci parla, la faccia pure arrivare, così le facciamo anche le congratulazioni, ci mancherebbe. Lo farò volentieri, molte grazie. Siamo qua. Ecco Presidente, allora proprio una domanda relativa a questo matrimonio. Lei è già vaccinato, ha dovuto fare il tampone, sappiamo che serve una green card per io ero stato malato senza nessun sintomo a Natale e poi ho fatto il vaccino un mese fa e quindi sono perfettamente a posto. E le dirò che a me nessuno ha chiesto niente. Però evidentemente sarà per via dell'età, hanno capito subito che non c'era verso, avrei dovuto essere vaccinato per forza. Anche questo è bello poter tornare ai matrimoni, è bello poter tornare a festeggiare, naturalmente con la sicurezza, con le misure di sicurezza che servono, però è qualcosa che ci mancava, qualcosa a cui magari alle volte ci ricordiamo quando venivamo invitati ai matrimoni, che ogni tanto si sbuffava per l'idea di dover, e invece sono piccole cose ma che ci sono mancate tanto. Certo. Oggi è anche caldino, per cui stiamo tornando
alle antiche normalità, mettiamola così. Finalmente. Allora Presidente, veniamo ai temi d'attualità di questo momento. Partiamo da un allarme che era stato lanciato mesi fa e che ora si sta facendo ancora più forte, ed è quello dei rincari delle materie prime che stanno mettendo in grosse difficoltà le aziende, le famiglie che magari approfittando di questa permanenza forzata in casa avevano deciso di fare delle migliorie, avevano fatto dei contratti, ma alla luce di queste materie prime che costano tantissimo, con rincari alle volte in alcuni casi anche del 100%, e materie prime che magari anche non arrivano, molte aziende si stanno tirando indietro e molti contratti vengono annullati. Sì, purtroppo è proprio così, perché nel momento in cui ci sarebbe stata una possibile ripresa, questo problema delle materie prime, che è generalizzato e magari fosse solo del 100%, l'acciaio è aumentato del 150%, altre materie prime come la plastica, i tessuti, il legno, è generalizzata questa situazione. Ora crea delle grosse difficoltà, perché insieme all'aumento c'è la difficile reperibilità, anche perché c'è qualche speculazione e qualcuno preferisce tenersi la materia prima per venderla a prezzi più alti. Quello che noi avevamo segnalato con grande energia e un po' di dolore era il fatto che questo aumento delle materie prime, che nel vissuto generale le persone considerano come un problema delle aziende che devono produrre, in realtà diventerà inflazione, cioè noi andremo a pagare di più moltissimi beni, proprio nel momento nel quale c'era una ripresa. Per esempio, quelli che avevano deciso di sistemare la casa, di comprarsi dei mobili con gli elettrodomestici, stanno adesso ricevendo le cucine senza elettrodomestici. Ma quello che noi volevamo sottolineare, pur essendo una situazione di categoria economica, è che questa cosa viene troppo poco detta alle persone. Perché quando qualcuno si troverà a dover pagare il 20% in più un bene, si arrabbierà e dirà: ecco, sono i soliti commercianti che vogliono rubarci i soldi. Il commerciante gli spiegherà che non è lui, ma che è il grossista, e il grossista spiegherà che è il produttore, e il produttore dovrà dire che è una questione di aumento di materie prime, che peraltro è trasversale in tutto il mondo, purtroppo. Quindi il nostro avvertimento era: attenzione, che questa cosa deve essere spiegata ai cittadini, perché devono essere pronti a dover affrontare dei momenti che non saranno gradevolissimi. Poi passeranno, ma c'è questa oggettiva difficoltà. Assolutamente sì, ed è giusto ribadire e ricordarlo anche tramite proprio le nostre telecamere questo problema. Noi più di tanto non possiamo fare. E noi vi facciamo da cassa di risonanza, Presidente, proprio per lanciare, per informare, è il nostro dovere. Altro punto, Presidente, e l'ho accennato ad inizio diretta, ed è quello del blocco dei licenziamenti, perché in questo momento la discussione all'interno del governo verte proprio su questo. Sappiamo che il blocco scade il 30 di giugno, ma la volontà è quella di trovare ulteriori misure, e quindi dal Partito Democratico è arrivato un emendamento al decreto sostegni per una CIG Covid fino al 30 settembre. Queste continue proroghe vanno bene? Bisogna ragionare in un'altra ottica? Cosa potrebbe succedere poi dal 30 settembre? Ecco, questo è un altro tema fondamentale, perché bisognerebbe non generalizzare, nel senso che di sicuro ci sono alcuni settori che hanno sofferto tantissimo e che avranno bisogno di un ulteriore sostegno, ma ci sono altri settori che non hanno sofferto più di tanto, perché chi produceva beni di consumo che poi sono stati acquistati perché la gente spendeva meno in bar, ristoranti o vacanze, quello ha continuato a lavorare. Quindi noi ci troviamo nella situazione assurda per la quale non si trovano lavoratori, eppure avremo un problema futuro, nel senso che
nelle ricerche di lavoratori in vari settori, che non siano quelli del turismo e della ristorazione, in quelli produttivi, manifatturieri, non si trova personale. La carenza di personale da trovare è circa del 50%, quindi su 2 ricerche oggi una non va a buon fine. E perché non va a buon fine? La maggior principale la percentuale più elevata di questo è che non ci sono candidati disponibili. In seconda battuta c'è l'altro problema, che è quello che i candidati eventualmente non hanno le competenze sufficienti. Quindi bisogna rivedere il tutto in modo molto attento, in modo molto profondo e fare degli indirizzi di formazione e di riqualificazione senza i quali sarà impossibile dare equilibrio al lavoro, perché il lavoro c'è soprattutto in questa parte d'Italia, questo bisogna sottolinearlo, e in questa parte di Veneto dell'Italia c'è di sicuro, ma mancano gli strumenti di collegamento, come dire, cioè c'è ma non ci sono le persone preparate perché a loro volta non sono state preparate a sufficienza. Questo è il grave problema. Non ci sono persone preparate, ci sono persone che a causa della pandemia hanno dovuto lasciare magari quella che è l'attività di una vita e andare a cercare un'altra soluzione, un'alternativa per poter mantenersi, mantenere la famiglia. C'è stata da questo punto di vista poca organizzazione, non si è fatto i conti con questa possibilità? Questo sì, certamente è uno dei temi. Un altro tema è anche quello che questa pandemia ha portato a una incapacità generale di valutare le cose, per cui siamo stati colti dall'idea che doveva sempre aiutarci qualcuno, il che è giusto e positivo per certi versi, ma alla fine può diventare un qualche cosa che toglie la voglia di provarci in alcune occasioni. Per esempio il reddito di cittadinanza di sicuro non ha aiutato in questo senso. Se noi invece avessimo pensato anche in questo periodo a una serie di voucher che permettessero di assumere le persone, abbassando molto le tasse sul reddito e invece pagando tutti i contributi INAIL, INPS e quelli per la pensione, probabilmente avremmo messo in moto un meccanismo positivo. La critica ai voucher era sempre stata quella che la gente se ne approfitta, ma se noi prendevamo i 4.000 che abbiamo assunto per fargli fare i tutor e li avessimo messi a fare i controlli nel mondo del lavoro, questo problema non ci sarebbe stato. Quindi è sempre una questione di visione e di organizzazione. Presidente, prima il presidente di Confcommercio Belluno, Doglioni, ci ha detto: io sono preoccupato per l'autunno perché sarà in quel momento che vedremo davvero le conseguenze economiche del Covid. Condivide questa preoccupazione? Sì e no, chiaramente la visione del commercio e dei servizi alla persona, chiamiamoli così, quindi il turismo e tutto il resto, è diversa da quella della manifattura, perché le persone comunque dovranno continuare a consumare per la loro vita. Gli serviranno i calzini, sto estremizzando, gli serviranno i bicchieri, gli servirà muoversi, quindi è vero che ci sarà un problema, però è anche vero che l'uomo per propria natura tende sempre a trovare le soluzioni e a cercare di migliorare la sua esistenza. Se noi ci chiudiamo in noi stessi dicendo andrà tutto male, non avremo la forza per reagire. Ci saranno delle difficoltà, per licenziamenti bisognerà andare settore per settore a valutare, il sindacato dovrà farsi carico del fatto che non è che uno difende il posto di lavoro, uno difende il lavoro e solo difendendo il lavoro poi si può crearne dell'altro. Se invece noi obblighiamo un imprenditore o lo Stato a mantenere decine e decine di persone per sempre, non stiamo creando lavoro. Invece positivo è dire: io riduco per un po', in accordo con i lavoratori naturalmente, riparto e con questo avrò generato nuove opportunità. Questa è la nostra visione. Quindi non è negativa, è vero, incontreremo dei momenti difficili, ma siamo qua apposta per affrontarli. Assolutamente sì. Io la ringrazio davvero tantissimo. Ahimè, la sposa non è arrivata.
C'è? No, perché purtroppo viene con un'auto scoperta e quindi... Vabbè, allora forse... la saluti da parte nostra, le faccia le congratulazioni, naturalmente anche allo sposo, da parte nostra, e si goda questo matrimonio, finalmente questa cerimonia in epoca Covid. Che sia foriero di buone cose, appunto, perché quelle brutte dobbiamo affrontarle per forza, ma quando ne facciamo di belle che danno anche fiducia nel futuro, abbiamo già fatto un altro buon lavoro. Assolutamente sì, facciamo tesoro delle sue parole. Grazie davvero al presidente di Confapi Padova, Valerio. Buon lavoro, buona giornata e buona festa, presidente. A voi, buongiorno. Grazie. E questo è un altro punto di vista, avete sentito le varie problematiche messe sul tavolo dal presidente di Confapi Padova, non semplice da attuare, ma serve programmazione, una programmazione che probabilmente è mancata, ci si è concentrati ed era doveroso farlo sull'emergenza sanitaria, adesso però bisogna fare i conti anche con quella economica per arginare il più possibile eventuali conseguenze. Abbiamo fatto vari focus, adesso andiamo al mare con il presidente di Federconsorzi Jesolo, Renato Martin. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Giornata intensa oggi per lei? Sì, molto. Mi riaggancio anche a quello che ha appena detto il presidente del Confapi Padova, che effettivamente siamo in difficoltà un po' con tutte le aziende per garantire e programmare quello che dovrà essere, insomma, il lavoro, speriamo, di positivo e di crescita di tutta la stagione del 2021. Pertanto adesso stiamo assaggiando dei weekend che stanno aumentando in termini di presenze e quindi hanno bisogno poi di garantire dei servizi con il personale sufficiente, insomma, per dare la qualità che siamo sempre stati abituati a dare. Per cui siamo alla ricerca anche noi di coprire quei posti ancora liberi e con difficoltà stiamo appunto cercando quel personale che manca. Ecco, questo è un tema che abbiamo affrontato nel corso di questa diretta con gli ospiti che si sono alternati, e proprio quello della carenza di personale. È un problema di cui ci ha parlato il presidente di Confcommercio Belluno, che anche il presidente di Confapi diceva manca personale preparato, o diceva il presidente Doglioni nel pieno dell'emergenza molti hanno perso il lavoro o il lavoro che avevano si è fermato e hanno cercato altrove, e adesso quei settori si trovano con la carenza di personale. E quello del turismo è un settore che risente particolarmente di questa problematica. La state vivendo anche voi sulla vostra pelle, presidente? Sì, purtroppo sì, nel senso che l'effetto della pandemia e quindi anche della riduzione del personale che è avvenuta per forza di cose nella stagione 2020 in qualche modo ha allontanato una parte del personale che prima, diciamo, era già abituata a lavorare in certi settori come quello turistico, e quest'anno si stanno riavvicinando, però con una leggera difficoltà, in particolare nel retro, che finché non hanno in qualche modo garantito il vaccino, così come adesso stanno facendo anche con le categorie economiche, grazie appunto alla scelta di vaccinare chi naturalmente è disponibile, anche il personale che lavora nelle strutture turistiche. Questo ci dà la possibilità anche di ingaggiare e quindi portare al lavoro tutta una serie di persone che frequentavano già le nostre coste, le nostre strutture, e che vengono anche dall'est Europa, da Romania, piuttosto che da altre zone che solitamente, insomma, hanno sempre fornito forza lavoro anche nel campo turistico. Come stanno andando le prenotazioni? Che estate sarà per Jesolo in particolar modo? C'è ottimismo? Io penso di sì. Quello che respiriamo, diciamo, giorno dopo giorno è un ottimismo abbastanza buono, soprattutto nei confronti del settore
alberghiero, anche extra alberghiero, proveniente questo aumento, questa richiesta soprattutto dalla Mitteleuropa, quindi dai paesi centro-nord Europa, in particolare Austria, che è sempre stato uno dei paesi di riferimento del nostro comparto, ma anche la Germania, la Svizzera, Danimarca e tutto l'est Europa si sta muovendo anche quello, con prenotazioni che stanno crescendo di giorno in giorno e che stanno appunto aumentando soprattutto nel mese di luglio. Agosto è prettamente un mese riferito alle vacanze dei nostri connazionali, però già verso la fine di agosto-settembre, come abbiamo visto lo scorso anno, c'è stato un forte incremento dei turisti dall'area di lingua tedesca, quindi speriamo che anche quest'anno si ripeta quello che è successo nella fase terminale della stagione 2020. Quindi se luglio sarà, come si prospetta, un buon mese, agosto darà la possibilità quindi agli italiani di mantenere, di incrementare il numero di turisti come lo scorso anno, e agosto nella fase terminale più settembre, se il tempo ci assiste, potremo mettere una firma rispetto allo scorso anno per avere avuto una stagione non dico ottima, ma comunque che ci fa ben sperare anche per le prossime. Lei ricorda più o meno la perdita l'anno scorso rispetto all'anno precedente registrata, e se ci sono previsioni di quello che invece potrebbe essere quest'anno un bilancio, anche se siamo appena all'inizio? Allora, lo scorso anno la media andava dal 30 al 25 circa. Ci sono stati settori che hanno subito perdite maggiori, la media è attorno al 30% di riduzione lo scorso anno. Alla fine pensavamo inizialmente ad inizio stagione di avere perdite superiori al 50%, quindi il recupero che c'è stato nel mese di agosto-settembre ci ha permesso in qualche modo di recuperare anche in termini di fatturato, in termini di presenze, e quindi di limitare le perdite. Quest'anno speriamo di, non dico avere una stagione ottimale, ma comunque riuscire a contenerle intorno al 10%, quindi una riduzione intorno al 10-15% rispetto al 2019. Non è tantissimo, però è già un bel passo in avanti rispetto all'anno scorso. Sappiamo che ci vorranno, c'è chi dice 2022-2023 per recuperare i numeri del pre-Covid, quindi un passo alla volta si punta a quell'obiettivo, Presidente. Anche per voi 2023 potrebbe essere davvero l'anno della ripresa? Sì, grazie anche alla possibilità che è stata data dal settore bancario, finanziario, che ci ha dato la possibilità di spalmare negli anni successivi quelli che erano anche i pesi e i crediti, nei confronti delle banche, per tutti gli investimenti che erano già in essere. Ecco, questo ci ha dato la possibilità di avere un po' di respiro e quindi di affrontare nel giro di qualche anno una ripresa che, appunto, come è stato detto, dovrebbe riprendere i numeri degli anni passati entro il 2022-2023. Ce lo auguriamo, ci auguriamo tutti che sia così, e se poi si anticipano i tempi ancora meglio. Io la ringrazio davvero tantissimo, grazie a Renato Martin, Presidente Federconsorzi Jesolo, grazie per il suo intervento, per questa ulteriore fotografia della situazione nella nostra regione. Naturalmente buon lavoro, perché saranno giorni, settimane, ce lo auguriamo, intense per tutti voi operatori del turismo. Grazie davvero Presidente, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. E questa
grazie a lei. Questi gli aggiornamenti da Jesolo, dal turismo di mare che si prepara pronto con tutte le norme di sicurezza. Ve le abbiamo mostrate anche noi proprio nel giorno della riapertura degli stabilimenti balneari. L'attenzione meticolosa messa nel rispetto dei protocolli di sicurezza sulle spiagge, ma la voglia di riaccogliere i turisti, l'avete sentito, anche turisti stranieri è tanta, e quindi è tutto pronto per quest'estate 2021 che ci auguriamo tutti sia davvero un'estate di rilancio per il nostro turismo, che rappresenta una voce importantissima nel PIL regionale. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, prima il meteo e poi torniamo con altri ospiti e altri aggiornamenti. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Nel weekend scoppia l'estate, anticiclone in rinforzo, dunque maggiore stabilità atmosferica e temperature in aumento. Il dettaglio di sabato 12 giugno. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione del tutto tranquilla e infatti la giornata sarà asciutta e caratterizzata da un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, senza piogge associate. Temperature come detto in aumento e clima via via più caldo, minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque, cielo terso e limpido e non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui non cambia lo scenario, vediamo che sarà soleggiato, cielo sgombro da nubi ovunque. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, la nostra lunga diretta per aggiornarvi sui fatti di cronaca e sulle novità che riguardano anche il mondo dei nostri amici animali, che ormai occupano una parte importante delle famiglie italiane e venete, perché da parte del governo sono arrivate degli importanti aggiornamenti e delle importanti novità per quanto riguarda appunto il mondo degli animali e dei veterinari. Allora ne parliamo proprio con un addetto ai lavori. Vado subito a salutare il dottor Diego Cattarossi, veterinario. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottore. Allora, prima novità riguarda il cosiddetto decreto Speranza, che va ad intervenire su un tema molto delicato, molto controverso, che è quello dei farmaci ad uso veterinario, perché spesso i padroni degli animali si trovano a dover fare i conti con il portafoglio quando al loro amico a quattro zampe, non solo, viene prescritto un farmaco. Che novità ci sono? Ci sono delle novità molto importanti, perché nel decreto Speranza viene inserito un concetto che era assolutamente vietato anche solo concepire fino a pochi giorni prima. Mi spiego. Quando un veterinario fa una diagnosi, deve prescrivere un farmaco, deve rispettare, lo doveva rispettare prima e lo deve rispettare anche con il decreto Speranza, il cosiddetto sistema della cascata. Cosa significa? Devo dare la preferenza a una molecola che funzioni per la patologia che ho diagnosticato, registrata per la specie in questione, ad esempio il cane o il gatto. Qualora io non abbia disponibilità in commercio, devo attingere alla stessa molecola registrata sempre per una specie animale veterinario, ad esempio in un altro ambito. Non ce l'ho per il cane, vado a prestito di un farmaco secondo il sistema della cascata, ad esempio dal mondo dei bovini o degli equini. Solo qualora nell'ambito della medicina veterinaria non fosse disponibile nessuna specialità,
posso in deroga prescrivere un farmaco umano. Con il decreto Speranza, nel mio algoritmo posso inserire anche la miglior convenienza economica per colui che deve comprare il farmaco. Vale a dire, se io ho un flacone, ad esempio ad uso zootecnico, di 230 euro, del quale me ne basta una parte infinitesimale per curare il mio gattino, ma esista l'equivalente umano della stessa molecola che io posso prescrivere a un prezzo di molto inferiore, ecco, in questi termini non è più punibile il veterinario che vada a prescriverlo. È un importante passo in avanti, è un riconoscimento probabilmente anche del valore che gli animali hanno per le famiglie, e in questo momento di difficoltà economica si cerca di andare incontro anche in tal senso per garantire la cura del proprio animale. È una prima cosa molto importante, Francesca, in un settore dove stiamo parlando alla fine, per chi ce li ha, di un componente della famiglia, l'affetto che viene dato agli animali da compagnia, perché quello che ho detto del decreto Speranza riguarda gli animali da compagnia, i pets, sono parte del nucleo familiare e quindi la possibilità di curarli deve essere garantita. Faccio una piccola annotazione critica. Ancora le cure veterinarie, quindi le prestazioni veterinarie, sono gravate dell'IVA al 22%. Da molti anni i nostri organi di tutela e governo, come la FNOVI e l'ANVI, dicono ai governanti: dovete ridurre l'IVA. Non è possibile che sia considerato bene di lusso curare un cane, un gatto, un canarino, un pappagallo che stanno male, perché il 22% si riferisce a prestazioni del lusso. Ecco, almeno in questo senso adesso ci è data la possibilità a noi medici veterinari di prescrivere, sempre nel rispetto del sistema della cascata e solo in relazione agli animali da compagnia, dei farmaci un po' più convenienti. Questa, deroga valgono anche per altre fattispecie, come ad esempio l'associazione di più principi attivi in un farmaco veterinario permette di prescrivere l'equivalente umano qualora tu non voglia fare questa associazione di due molecole, oppure se è stata dimostrata una particolare intolleranza, allergia a quello specifico farmaco, ad esempio con una reazione che tu hai potuto osservare, ecco che anche in quel caso, a pari prezzo, tu puoi attingere ai farmaci di uso medico umano. C'è poi un'altra novità che va a tutela dei gattini e che vede coinvolta anche l'EMPAV con l'USL 2, ed è la campagna di microchippatura dei gatti. Sappiamo che il microchip in questo momento riguarda i cani, mentre non è obbligatorio per i gatti, e c'è invece questa novità. Abbiamo anche una locandina, vediamo se riesco a farla vedere al nostro, eccola qui. Questa è la locandina appunto che riguarda questo ulteriore progetto. Di che cosa si tratta, dottor Catarossi? È un progetto importantissimo. Allora, oggi sul territorio nazionale, come giustamente ricordavi, c'è un obbligo di microchip a prescindere, in qualsiasi situazione, per tutti i cani. È obbligatorio anche per gatti e furetti qualora ci accompagnino nei viaggi all'estero, perché in quel caso queste tre specie, cane, gatto e furetto, devono avere il microchip, un passaporto sanitario rilasciato dall'ASL competente per il territorio e la vaccinazione antirabbica in periodo di validità. Certo, è molto, inusuale che uno vada all'estero col gatto e quindi è anche molto raro microchippare i gatti. Cos'è il microchip? È l'applicazione di un piccolo transponder, è una pratica assolutamente innocua per gli animali che ne dà la identificazione certa, ovvero con il lettore microchip un qualsiasi medico veterinario o operatore sanitario può leggere il microchip dell'animale e sapere esattamente di chi si tratta. Segnalo che già in Lombardia c'è l'obbligo della microchippatura dei gatti, quindi è un progetto che già conosciamo essere perfettamente efficace. Il merito sicuramente all'EMPAV e all'USL 2 Veneta di aver accolto questa campagna, e noi medici veterinari tutti ce ne facciamo carico e vogliamo sensibilizzare le persone, perché nel momento in cui il gatto viene microchippato
Questo microchip verrà inserito nell'anagrafe nazionale che ora è solo dei cani o degli animali che vanno all'estero. Quindi ci avrà una certezza della proprietà e qualora l'Accalappia Cani, che un domani speriamo diventi anche Accalappia Gatti, dovesse trovare il vostro animale, ad esempio, che si è perso o che è stato rubato, la sola lettura del microchip, andandolo a confrontare con l'anagrafe nazionale, darà la certezza della proprietà e vi potrà essere riportato a casa. Quindi è un passo importante per riconoscere al gatto lo statuto giuridico che gli appartiene, ovvero di animale domestico. Oggi sembra quasi un animale a metà tra il selvatico e il domestico, perché se tu non puoi essere certo che quello è il tuo gatto, anche in termini di un contenzioso, se vogliamo legale, non è dimostrabile. Se l'animale viene microchippato e quel microchip un medico veterinario lo inserisce in banca dati nazionali, quel gatto è tuo, a prescindere per sempre. È importantissimo questo per tutelare anche i nostri amici gatti. Dal gatto al cane abbiamo parlato a lungo anche in questa diretta, e naturalmente lo stiamo facendo ogni giorno, dell'evoluzione dell'emergenza Covid, evoluzione che ha portato anche ad utilizzare proprio i cani per trovare i positivi. Conosciamo i cani molecolari che intervengono laddove vi siano persone scomparse, infatti di cronaca, e c'è stata un'evoluzione in tal senso, dottore? È un progetto italiano che si sta sviluppando nel polo biomedico dell'Università di Roma. Ci sono circa 1000 persone, diciamo, che si sono candidate a questo studio e vari cani che derivano dall'esperienza dell'antidroga e delle ricerche in superficie. Ora, sappiamo che il nostro mondo è visivo, noi ci riconosciamo tra persone attraverso lo sguardo. Il mondo cinofilo è olfattivo. I cani, anche se noi abbiamo le mascherine, si riconoscono perfettamente. Il loro mondo è prettamente olfattivo, quindi per loro è semplice riconoscere gli odori e hanno un acume di molte migliaia di volte superiore al nostro. Questo può essere con degli esercizi che sono addirittura divertenti per l'animale, perché sfruttano il rinforzo positivo, sfruttato per riconoscere attraverso l'odore del sudore delle persone un'eventuale eliminazione del Covid. Allora, per cosa potrebbe servire? Beh, per grandi screening di massa, ad esempio avere dei cani molecolari, appunto, che sappiano fare questo screening all'ingresso di grandi eventi. Se volessimo finalmente riuscire a riaprire i teatri, i cinema, gli eventi di musica all'aperto, avere la possibilità di fare un primo screening all'ingresso sarebbe molto importante. Uno screening che tra l'altro sarebbe molto rapido, un cane ci mette pochi secondi a individuare il positivo. Un test rapido ormai tutti lo conosciamo, una mezz'oretta, un test molecolare addirittura 24 ore, quindi estrema rapidità. E per rasserenare gli animi di tutti, non è ancora stata dimostrata la possibilità di ammalarsi del cane e di diffondere il virus da una persona all'altra, quindi sarebbero anche degli ausiliari che potrebbero lavorare in totale sicurezza in questo senso. Ultimissima battuta, dottore, abbiamo parlato di cani, gatti come animali di compagnia, ma sappiamo come nelle case negli ultimi anni siano entrati anche animali nuovi, animali esotici, selvatici. Ci sono delle novità anche da questo punto di vista, perché? Non riesco a essere del tutto ottimista perché ci sono delle novità, ma voglio vedere quali saranno i piani attuativi, nel senso che l'Italia ha recepito da poche settimane un intendimento che nasce fondamentalmente dal regolamento europeo di sanità animale e vieta l'importazione e la detenzione di animali esotici e selvatici. Ora bisogna vedere cosa intendiamo per esotici e selvatici, perché noi tutti, anche medici veterinari che ci occupiamo di questi particolari animali, siamo d'accordissimo che sia necessaria una regolamentazione. Non è possibile che questi girino tra le famiglie italiane senza nessun controllo. Però tanta parte dei cosiddetti nuovi animali da compagnia non sono selvatici e non sono più particolarmente esotici, perché vedono già diverse generazioni di allevamento in cattività e domesticazione. Quindi sarà molto importante, io credo, che vengano coinvolte tutte le professionalità proprio per dare massima garanzia in primis di salute alle persone, per evitare antropozoonosi, passaggi di malattie dagli animali alle persone, ma non dimentichiamoci anche per garantire il pieno welfare, il pieno benessere anche nella gestione di queste
povere creaturine. Assolutamente sì, doveroso. Grazie davvero a Diego Cattarossi, veterinario, grazie per questo ulteriore aggiornamento e naturalmente buon lavoro, a presto, grazie dottore. A presto, grazie. E queste le novità anche dal mondo dei nostri amici a quattro zampe e non solo, importanti novità appunto decise dal governo. E adesso approfondiamo ulteriormente temi già trattati durante questa diretta e lo facciamo insieme a Giovanni Zorzi del Partito Democratico, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei e a Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso. Buongiorno Barbisan. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Allora, io inizio subito a scaldare il clima perché vado sul sito di Repubblica che ha appena pubblicato questo che è uno sondaggio di Ipsos che dice che il Partito Democratico dopo anni riconquista la prima posizione, la Lega terza, superata da Fratelli d'Italia. Zorzi, inizio da lei, suo partito primo da questo sondaggio Ipsos e poi vado da Barbisan. Come va letta questo sondaggio? Merito del nuovo segretario? Ma devo dire che io personalmente i sondaggi non è che li prenda in così grande considerazione, sono degli orientamenti in relazione anche a quelle che sono le preferenze degli intervistati, altro è poi l'esito delle votazioni, quello che esce dalle urne. È chiaro che ci fa piacere comunque che in relazione a, tra l'altro, quello che dice un istituto di ricerca autorevole come Ipsos, siamo in questo momento tra i primi partiti in Italia, a conferma del fatto insomma che il nostro partito risulta essere senz'altro il partito che almeno dal punto di vista diciamo del campo avversario del centrodestra continua a essere il principale punto di riferimento per chi non ritiene affidabili quelle che sono le posizioni dei partiti del centrodestra. Dopodiché si parla comunque di una forchetta dal 20 al 18%, quindi noi ci aggiriamo in quella diciamo dimensione lì, però ripeto, fa piacere, ovviamente dà un'iniezione di fiducia, ma i risultati poi al voto vanno sudati e con impegno, con lavoro. Prendiamo atto, senz'altro ci sarà, immagino anche nell'orientamento degli intervistati, una migliore diciamo riconoscenza nei confronti del lavoro del segretario Letta, e questo insomma anche noi militanti della base lo riconosciamo. Barbisan, allora in effetti se poi si legge il gap diciamo è molto limitato, c'è un 20,8% del PD, un 20,1% della Lega, sorpassata appunto da Fratelli d'Italia al 20,5%. Come va letta in casa Lega questo sondaggio, questa percentuale, Barbisan? Ma va letta come i tanti sondaggi che ci davano davanti, come i tanti sondaggi che ci davano un po' indietro o in avanti di qualche punto decimale. Io non credo che sia un problema questo, credo che bisogna continuare a lavorare, dimostrare le ragioni della Lega nello stare al governo, ciò che di buono sta facendo la Lega all'interno di questo governo. Credo che Matteo Salvini abbia scelto bene di far entrare la Lega al governo. Ci sono alcune partite sulle quali siamo molto decisivi, ci sono probabilmente altre partite sulle quali gli italiani ci vogliono più incisivi. Questo può essere uno stimolo. Io le dico, alle elezioni politiche la Lega, che ebbe un successo travolgente, prese il 17,4%, se non ricordo male, se bisognerebbe guardare i dati, comunque ben al di sotto di quello che ci danno i sondaggi oggi. Pertanto devo dire, ancora mi considero soddisfatto, perché sarebbe pur sempre una crescita rispetto a ciò che come si attestò la Lega circa 3 anni fa. Però certo che questo non ci fa stare tranquilli o dormire sonni tranquilli. Noi vogliamo continuare a esserci, portare avanti il governo Draghi, esserci anche e essere determinanti sulle partite che saranno più importanti per l'Italia e anche per il nostro territorio in quest'anno e anche nell'anno prossimo.
Allora, le tante partite che aspettano il nostro Paese, su cui il governo sta ragionando, in primis, e è un tema che abbiamo affrontato, è quello del blocco dei licenziamenti. Ci sono vari emendamenti al decreto, proprio il Partito Democratico, Zorzi, ne ha presentato uno introducendo la cosiddetta CIG Covid per posticipare al 30 settembre la scadenza. Questa proroga come va letta? C'è il rischio che continuando a posticipare il problema non si affronti davvero quella che è la questione, cioè quello che accadrà una volta che poi questo blocco effettivamente non ci sarà più? E le categorie ce l'hanno detto, chi è intervenuto, che la preoccupazione è proprio dell'autunno, quando si faranno i conti con le vere conseguenze economiche della pandemia. Ma è evidente che lo sblocco dei licenziamenti potrebbe produrre delle conseguenze gravissime sul piano economico e sociale, coinvolgendo, penso soltanto nella provincia di Treviso, i sindacati hanno fatto una stima di 6.000 lavoratori, soltanto se non viene, diciamo, preparato il momento dello sblocco. Cioè, nel momento in cui tu decidi di sbloccare i licenziamenti, è chiaro che il rischio è che trovi una massa di persone in condizioni di disperazione, quindi anche con una ricaduta su quelli che possono essere i servizi sociali dei comuni, la rete di protezione territoriale locale. Quindi va preparato questo momento. Noi riteniamo che la ripartenza, la ripresa, qui stiamo insomma vedendo i primi timidi effetti, può essere una ripresa, una ripartenza su basi solide se ovviamente non si licenziano le persone. Bisogna quindi accompagnare, diciamo, questo percorso con quelli che sono già degli impegni chiari assunti dal ministro Orlando nel dialogo con le parti sociali. C'è una riforma degli ammortizzatori sociali, l'impegno è quello di poterla chiudere nel suo testo base per luglio, e quello che deve essere un impegno a tutti i livelli sulle politiche attive del lavoro, cioè quello che è, diciamo, tutta quella partita di misure volte a garantire la riqualificazione dei lavoratori in termini di formazione, di apprendimento, e qui serve un impegno congiunto Stato e Regioni, perché sappiamo che le politiche attive del lavoro sono competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Credo che sia questo importante, cioè quello di poter favorire, in attesa di arrivare allo sblocco definitivo dei licenziamenti, di favorire al meglio l'incrocio tra la domanda e l'offerta. Solo in provincia di Treviso sappiamo benissimo che ci sono dei settori, penso in particolar modo al settore della casa, dell'edilizia, al settore della manifattura, che stanno cercando lavoratori, stanno cercando manodopera, ma già da mesi, già da inizio di quest'anno, quando abbiamo visto che gli indici sono praticamente tornati quasi a livello pre-pandemia, penso alle esportazioni e penso proprio al volume delle produzioni. E dall'altra parte ci sono settori che sono in difficoltà. Io ritengo che la strada sia quella di accompagnare, quindi di arrivare al momento dello sblocco, quindi di consentire alle imprese di procedere in questo senso soltanto quando avremo tutti gli strumenti necessari a garantire quella rete di protezione e di riqualificazione necessaria poi a rendere ancora più solida la ripartenza. Chiudo dicendo molto banalmente che prima di licenziare credo che sia prioritario per tutti capire, mi riferisco sempre qui in provincia di Treviso, cosa fare ad esempio di quelle 6.000 persone che nel 2020 hanno perso il loro posto di lavoro proprio a causa della pandemia, e sono per lo più giovani e donne che si trovavano a occupare posti di lavoro precari, intermittenti e stagionali. Quindi se noi iniziamo a porci questa come priorità, quindi accompagnandolo con tutta una serie di misure necessarie, allora si può arrivare gradualmente a quello che è il diritto dell'azienda di poter poi disporre come meglio ritiene. Barbisan, giusto prorogare il blocco di altre 13 settimane? Beh, guardi, io personalmente sono molto impensierito da quello che può essere uno sblocco così sic et simpliciter della possibilità di licenziare. Non c'è nessun titolare, nessun imprenditore che voglia licenziare un dipendente, specialmente se bravo.
Però forse dobbiamo anche metterci nell'idea che tutta questa pandemia alla fine non potrà essere a somma zero di licenziamenti, e purtroppo lo dico. Ecco che e mi trovo qui con le parole di Zorzi, c'è un tema, ci sono i temi purtroppo ormai e ahimè classici e cronici del sistema del lavoro italiano, del diritto del lavoro italiano e di quelle che sono le fasce più deboli, giovani, donne e persone espulse dal mondo del lavoro quando ancora però manca molto al conseguire l'agognata e la possibilità della pensione. E io credo che ci sia la possibilità di fare uno scatto in avanti in Italia nella collaborazione tra regioni e Stato, specialmente su questo tema, sul tema del lavoro, perché lo sappiamo tutti che le regioni sono molto differenti tra di loro, e questa non è una novità, però dal punto di vista della realtà occupazionale, ecco, proviamo a pensare quanto può incidere la manifattura qui al nord e il turismo, e quanto può incidere la pubblica amministrazione e i servizi al sud, no? E ci sono delle diversità che devono essere colte, devono saper essere governate, e credo che coinvolgere le regioni, coinvolgere anche quelle che erano le competenze provinciali una volta, possa essere utile per lasciare a casa meno persone possibile. La Regione Veneto fa già uno splendido lavoro con quelle che sono le scuole di professionali, e ha una capacità riconosciuta su quello che è il gestire le crisi aziendali. Purtroppo andremo incontro ad altre, ma credo che non possiamo governarle tutte pensando che l'Italia sia la stessa da Vibo Valentia a Ultimo a Bolzano. Ecco, pertanto devo dire mi aspetto anche una riforma del diritto del lavoro. Si parla di tantissime riforme degli ammortizzatori sociali, credo che ci voglia una riforma anche del diritto del lavoro, per come pensare di riprendere in mano questa Italia dal punto di vista appunto di questo diritto del lavoro che ormai sta diventando una cosa a cui molti agognano, e il pensiero va soprattutto alle donne che più hanno pagato questo momento di difficoltà, e a tutti i precari, e tra questi ci metto, come diceva Zorzi, i giovani che hanno purtroppo pagato molto di più, secondo tutte le statistiche, questa pandemia. E allora diamoci da fare, Stato e Regioni insieme, sviluppiamo un modello nuovo, applichiamo le competenze che la Costituzione ci dà e cerchiamo di fare una riforma del diritto del lavoro, degli ammortizzatori sociali, delle politiche del lavoro, che sia veramente, dia la possibilità a Regioni e Stato di collaborare, perché l'Italia non è tutta uguale. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo insieme a Zorzi e Barbisano per affrontare tanti altri temi d'attualità. Ci vediamo tra poco, restate con noi. Rieccoci in diretta, in collegamento insieme a noi Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Riccardo Barbisan della Lega. Abbiamo appena parlato di blocco di licenziamenti, ma c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero la carenza di personale, di figure qualificate, ma anche di addetti ai lavori nel settore turistico, del commercio, uomini, donne che a causa della pandemia magari hanno dovuto lasciare quella che era la loro attività, trovare un'alternativa per poter andare avanti. E adesso però quei settori sono in difficoltà proprio per la carenza di personale. È mancata la programmazione, Zorzi? Vede, in questi giorni che stiamo vivendo, come dicevo prima, i primi timidi segnali di ripartenza, di ripresa, vediamo che il dibattito pubblico orientato da alcuni esponenti politici e da alcuni imprenditori, alcuni anche di quali che magari hanno beneficiato
fino all'altro giorno di importanti sussidi pubblici. Vedo appunto che il dibattito pubblico è occupato da questa retorica, no? Che diventa una retorica contro i giovani che hanno la colpa sostanzialmente di reclamare un minimo di sicurezza, per guardare anche in modo un po' con più ottimismo, con più fiducia al futuro dopo mesi drammatici che, come si diceva prima, sono stati anche, penso soprattutto i giovani lavoratori precari, i più colpiti dalle conseguenze sociali ed economiche della pandemia. Ecco, allora su questo appunto, intervenendo su questo dibattito, ripeto, con una retorica che secondo me è irricevibile, è offensiva. Prendiamo alcuni dati. L'Istat, quindi non sto parlando di chissà quale organo di stampa fazioso, l'Istat fissa a 780 euro la soglia minima di povertà. Il reddito, la soglia media di reddito minimo, quindi inteso come reddito di cittadinanza o reddito di emergenza, che è lo strumento introdotto in questi mesi, è di circa 550 euro. Ora, che sia 780 euro, che sia 550 euro, stiamo parlando comunque di una somma di denaro con cui obiettivamente, soprattutto qui al nord, nella provincia di Treviso, in Veneto, visto il costo della vita, è sostanzialmente difficile, se non impossibile, combinare pranzo e cena. Con 780 euro, 550 euro, a malapena riesci a pagarti l'affitto, le bollette, magari ci ricavi qualcosa per le spese quotidiane, ma difficilmente riesci a costruirci un progetto di vita, difficilmente riesci a vedere con appunto fiducia e ottimismo il futuro disponendo di questa somma. Quindi quegli imprenditori che hanno un po' alimentato questo dibattito anche sui giornali, sulla stampa locale, che arrivano a proporre stipendi, magari anche senza le dovute garanzie contrattuali, propongono stipendi che non riescono a competere nemmeno con questi sussidi, con queste forme straordinarie di sussidio, credo che il problema non sia certo di chi questo stipendio lo rifiuta. Perché magari cerca di difendere appunto quel minimo di dignità che la pandemia ha messo in discussione in questi mesi. Quindi non vedo francamente questo problema di ricerca di personale e quindi anche una sorta di colpa, ripeto, per i giovani magari lavativi che preferiscono stare sui divani a guardarsi gli europei percependo i 600 euro di reddito di cittadinanza, perché questo l'ha detto un esponente politico nazionale. Prendo riferimento a un dato. In provincia di Treviso uno studio condotto dall'Università Ca' Foscari per conto del professor Minello ha dimostrato che dopo la crisi economica del 2009-2010 in provincia di Treviso, dicevo, 1000 giovani all'anno hanno deciso in media di andarsene dalla provincia e cercare fortuna altrove. Quindi stiamo parlando ormai di 10 anni, stiamo parlando quindi di un totale di quasi 10.000 giovani, molti qualificati, ingegneri, tecnici, che hanno deciso di andarsene appunto in altre parti d'Italia, all'estero, per trovare lavori all'altezza, diciamo, del loro percorso di studi, che magari hanno anche faticato a completare facendo appunto lavoretti o con il sacrificio della propria famiglia. E molti però sono anche quelli che vanno a cercare fortuna all'estero per fare lavori più manuali, più semplici, lavapiatti, camerieri a Milano, a Londra, dove lì le retribuzioni sono più alte, magari ci sono anche margini di crescita professionale e ci sono delle garanzie contrattuali. Ecco. Questa settimana, mentre appunto si alimentava questo dibattito, è uscita la notizia che Sammontana ha pubblicato un avviso di ricerca di personale di 350 posti. Si sono presentati in 2500 a chiedere, appunto, a presentare il proprio curriculum. E, come dicono gli stessi sindacati, Sammontana è un'azienda che prevede retribuzioni assolutamente adeguate, rispetta tutte le garanzie contrattuali. Quindi il tema, secondo me, è che in questo momento qua
è necessario capire un po' cosa ci ha portato questa pandemia, evitare anche delle accuse che possono sembrare appunto offensive, che sono anzi offensive. In provincia di Treviso noi abbiamo anche qui un calo importante del salario medio, siamo al 39° posto tra le province italiane. Qui bisogna cercare assolutamente di ripensare anche questa ripartenza. Se la ripartenza vogliamo farla per cercare di aumentare la competitività sul costo del lavoro, allora abbiamo sbagliato tutto e noi non ci stiamo, perché vuol dire commettere gli errori del passato, e francamente noi vorremmo che da questa emergenza, da questa pandemia, se ne esca migliori di come siamo entrati. Barbisan condivide le parole di Zorzi, accuse offensive verso i giovani, e a fronte di condizioni lavorative migliori si troverebbe anche personale? Ma guardi, le condivido in parte, perché bisogna sempre distinguere tra quelli che sono, come una nota battuta, insomma, ci sono i prenditori e gli imprenditori. È vero, ci sono anche i prenditori, ma ci sono anche tantissimi imprenditori in Veneto, e credo che il 95% di questa categoria sia fatta da gente che rischia con i propri soldi e che, come dicevo prima, non vede perché e non gioisce mai nel doversi liberare di un proprio collaboratore, specialmente se bravo. Anzi, io conosco imprenditori che trovano molta difficoltà in quello che è il costo del lavoro, perché vorrebbero anche pagare qualcosina in più i loro dipendenti, però si trovano con aggiunte, balzelli, tasse dello Stato, costo del lavoro, insomma, che non glielo permette più di tanto. E quindi a fronte di quello che fa più notizia nei giornali, le dichiarazioni di taluni pochi esponenti del settore degli imprenditori, ecco, vi è una stragrande maggioranza di persone che in questo momento, devo dire, ci ha messo del suo durante questa pandemia, ha messo dei propri soldi per portare avanti l'azienda. Conosco gente che per non chiudere, insomma, ha utilizzato risorse proprie, e quindi le critiche sì, possono essere di stimolo, possono essere di pungolo. Ci sarà certo anche il giovane seduto sul divano in attesa del reddito di cittadinanza, ma questo non è il modo in cui possiamo dipingere certamente i giovani veneti, come non possiamo dipingere gli imprenditori veneti come gente che tende e vuole affamare i propri dipendenti. E io credo che sia anche questa pandemia l'occasione per rivedere tutto quello che è il settore dell'orientamento scolastico, e anche per riprendere in mano una visione culturale del lavoro, perché le generazioni presenti e passate in molti casi hanno sempre sognato di vedere proprio figlio dietro una scrivania con l'aria condizionata d'estate, il riscaldamento d'inverno, a girare carte. Però devo dire che questa desiderio dei genitori, tante volte poi che si è verificato nei figli, oggi non assorbe più quella che è la richiesta del mondo del lavoro. Ci sono tanti lavori molto più redditizi che non passano per il settore, diciamo, del terziario o solamente dei servizi, e ci sono stati che possiamo paragonare per grandezza all'Italia in Europa, che sfornano giovani diplomati o laureati con competenze tecniche e scientifiche molto più con numeri molto più grandi dei nostri. E infatti chi da noi, diciamo, ha la possibilità
per inclinazione naturale, per possibilità anche proprie o della famiglia di studiare materie scientifiche o relative alle scienze della vita, alla farmaceutica, alla biologia, ma anche prima della pandemia, ecco, trova più facilmente il lavoro. Bisognerebbe, quando questi ragazzi si approssimano all'uscita dalle scuole superiori, spiegare loro bene qual è l'incrocio tra domanda e offerta, e questo potrebbe essere un altro tema che il governo Draghi potrebbe sviluppare, però credo che sia necessario anche un cambio di passo culturale da parte nostra, da parte delle generazioni dei genitori di oggi o dei genitori di ieri, perché ci sono settori inesplorati, settori che cercano tantissimo, nei quali sono disposti gli imprenditori a pagare stipendi più che dignitosi, dove addirittura alcuni giovani si possono trovare più offerte di lavoro rispetto alle quali scegliere, e che però sono lasciati un po' scoperti in Italia per un'inclinazione culturale che ha visto certi lavori privilegiati rispetto ad altri dal punto di vista del desiderio e delle aspirazioni personali. Credo che bisogna lavorare anche su questo, parlando con franchezza ai giovani, parlando con franchezza alle famiglie, ai loro genitori. Non aver paura di una rivoluzione culturale da questo punto di vista, che non può che far bene alle famiglie, ai loro figli e al sistema paese in generale. Zorzi, alla luce del ragionamento che ha fatto lei e ha fatto anche Barbisani, il reddito di cittadinanza va mantenuto, da qualche parte è arrivata la richiesta di toglierlo proprio per poter individuare il personale che manca, ma non è questo il problema, mi sembra di capire. No, non è questo il problema. Intanto va precisato che il reddito di cittadinanza è stato uno strumento che comunque è stato molto d'aiuto in questi mesi di pandemia, nel senso che è stata il classico salvagente per numerose persone, per famiglie. Ha fornito, diciamo, è stato uno dei nodi di quella rete di protezione di cui parlavo prima. Il Partito Democratico si era già impegnato, aveva già realizzato con il governo Gentiloni quello che riteniamo essere lo strumento migliorativo rispetto all'attuale reddito di cittadinanza, cioè il reddito di inclusione, il REI, perché è evidente che le misure di sostegno al reddito da sole non servono a niente se non vengono incardinate all'interno di un sistema che permetta, un sistema di servizi, di misure finalizzate a reinserire la persona nel circuito virtuoso dell'occupazione. Quindi il REI permetteva appunto alla persona beneficiaria del reddito l'inserimento dentro percorsi di accompagnamento alla ricerca di nuove occupazioni. Quindi va chiaramente riformato tutto quel sistema che tra l'altro non è mai funzionato, dei navigator, che fa riferimento poi all'ANPAL. Quindi senz'altro torniamo sempre là, politiche passive e politiche attive del lavoro vanno integrate in un sistema nuovo, riconducibile secondo me, richiamabile a quello che era stato un po' il progetto messo in piedi dal Partito Democratico con il reddito di inclusione. Vanno accompagnate anche con altre misure, tipo la legge sul salario minimo. Questo è fondamentale proprio per evitare quelle derive che possono accadere anche dietro alcune dichiarazioni uscite proprio nell'ambito del dibattito di cui si faceva riferimento prima, quindi derive che sottendono poi anche logiche di sfruttamento bieco, puro, quindi salario minimo e la legge sulla parità salariale uomo-donna, che in questo momento è in discussione alla Camera dei Deputati e che speriamo possa venire presto approvata. Sono alcune misure che permetterebbero di riportare tutta quella che è la dimensione del mercato del lavoro lungo quello che è una pista, un cammino di giustizia e dignità, alla luce anche delle difficoltà vissute in questi 16 mesi di pandemia. Barbisani, reddito di cittadinanza sì, no, va rivisto? Ma io credo che il reddito di cittadinanza all'epoca in cui fu varato
Noi facevamo parte di quel governo, non avevamo nulla contro il sostegno al reddito delle persone più in difficoltà, assolutamente. E tutto ciò che non ha funzionato sono state le politiche attive del lavoro. Ecco, su questo non ce lo possiamo nascondere. Io non so quanti percettori del reddito di cittadinanza pre-Covid sono riusciti ad ottenere un lavoro attraverso le politiche di riqualificazione che stavano insieme alla legge che noi abbiamo votato e che il Partito Democratico all'epoca non votò, siccome adesso il reddito di cittadinanza è diventato anche un grande tema anche per il Partito Democratico. Ricordiamoci che fu votato da Lega e 5 Stelle. Noi eravamo scettici, ma appunto non perché ci mancasse la volontà di sostegno al reddito, eravamo scettici per la declinazione sul territorio che questa misura avrebbe potuto prendere e che in realtà tante volte ha preso, cioè non mancano mai, sono quasi quotidiane le notizie di stampa dove scopriamo che ci sono dei criminali, dei delinquenti che godono del reddito di cittadinanza anche dopo aver commesso il fatto, oppure che ci sono delle truffe legate al reddito di cittadinanza, ma sopra questi sono casi specifici, singoli, non sono la generalità, anche se in alcune parti del paese sono abbastanza diffuse, però ci sono anche, c'è una questione generale per cui il reddito di cittadinanza funziona male su quella che è la riqualificazione della persona. Io vorrei sapere quanti lavori sono stati offerti ai percettori del reddito di cittadinanza, no? Che dovevano smettere di ricevere il reddito di cittadinanza, se ricordo bene, dopo il terzo lavoro che gli veniva proposto. Io vorrei sapere se mai, vorrei vedere una statistica di a quante persone è stato proposto il terzo lavoro e hanno rifiutato o hanno accettato, come spero che sia stato, ma che magari si hanno rifiutato e gli sia stato tolto il sussidio. Cioè devo dire che siccome spendiamo miliardi di euro per il reddito di cittadinanza e siamo in una situazione in cui probabilmente ne spenderemo di più, adesso io non voglio togliere il pane di bocca a nessuno, però vorrei che tutto quello che sono le politiche attive del lavoro che ci stavano attorno e che abbiamo votato come Lega proprio per questo motivo, perché c'erano anche le politiche attive del lavoro, fossero applicate, altrimenti resta il sussidio di Stato contro il quale noi siamo sempre stati al quale noi siamo sempre stati contrari, un sussidio a pioggia, un sussidio che talvolta incoraggia, anzi scoraggia rispetto alla ricerca di lavoro. Torniamo in provincia di Treviso per chiudere questa discussione, perché ieri il Partito Democratico ha inviato una nota relativa alla Via del Mare, firmata proprio da lei Zorzi e da Matteo Favero, che è responsabile ambiente e infrastrutture del Partito Democratico, puntando il dito contro il pedaggio per arrivare a Jesolo, dicendo questo danneggia i trevigiani, e poi avanzate anche 2 proposte alternative. Noi semplicemente accogliamo quelle che sono le preoccupazioni dei sindaci dei comuni del territorio interessato. Troviamo del tutto ingiustificato un investimento di 200 milioni per aumentare da 2 a 4 corsie una strada già esistente, mettendola poi a pagamento, col rischio qual è? Che ovviamente il rischio è della ripercussione poi sulla viabilità collaterale e quindi delle varie strade interne, sia per chi deve utilizzare quel percorso per lavoro, sia per chi semplicemente non ha intenzione di pagare il pedaggio. Noi riteniamo molto più utile anche ai fini di una promozione del nostro territorio, se vogliamo far leva, e mi pare di aver intuito da Zaia, dalla Lega,
dalle forze di maggioranza in regione che il turismo deve essere il volano della nostra ripresa, io vorrei che ci fosse una maggiore cura in termini di attrattività del nostro paesaggio. Non credo che con le colate di cemento, come è stato fatto anche per la superstrada pedemontana, si faccia un favore all'industria del turismo. Bisogna preservare il nostro paesaggio. Lì ci sarebbe la possibilità, ed è una delle proposte che proponiamo, oltre a quella dell'esenzione del ticket del pedaggio per i residenti, non solo dei comuni veneziani ma anche dei comuni del Trevigiano. La seconda proposta è quella di un collegamento ferroviario. Lì si tratterebbe di agganciare alla ferrovia già esistente, favorire dunque il percorso sulle spiagge in totale sostenibilità. Noi l'abbiamo chiamata la cura del ferro, che è un po' uno slogan, che è una parola d'ordine anche assunta a livello nazionale dai nostri al governo. Incentivare la mobilità sostenibile vuol dire molto in un territorio che ha già dato dal punto di vista del consumo, dello spreco di suolo, e che rischia veramente di perdere attrattività e quindi di conseguenza di vedere in qualche maniera ridimensionata anche la sua appetibilità turistica. Barbisán, la chiusura a lei. Io noto che il Partito Democratico si sta sempre più chiudendo dentro un recinto di no a qualunque opera, oppure una visione che dall'aeroporto di Treviso alla superstrada pedemontana veneta, adesso alla via del mare, secondo me li relega non vicino al cuore dei veneti. Allora, intanto una cosa, non è che dal momento in cui dovesse essere realizzata l'autostrada del mare la gente sarà obbligata a pagare per andare a Jesolo. Ci sarà sicuramente la possibilità di non pagare. Oggi leggevo sui giornali un ragionamento del presidente Zaia che mi convince per la superstrada pedemontana veneta, siccome il tema può essere simile. I passaggi in superstrada pedemontana veneta sono molti, aspettiamo l'aggancio sulla 27, l'aggancio sulla 28, oltre che l'incrocio sulla Valdastico, che già c'è, e per vedere se il numero di passaggi ci permetterà di ridurre i pedaggi. Un ragionamento del genere potrebbe essere fatto sulla autostrada del mare, e io invece accolgo il ragionamento di Zorzi sul tema del ferro. Io sono un grandissimo sostenitore del treno per vocazione personale, non so come dirla, però guardi Zorzi, siccome siamo al governo insieme, oltre a dire di no alla superstrada, oltre a dire di no alla strada, all'autostrada del mare, chiamiamola così, mettiamoci insieme per fare delle proposte sulla questione del prolungamento della ferrovia fino alle coste, a Jesolo e fino a dove è possibile. Io credo che questi ragionamenti ci siano, però non li ho mai sentiti quando il Partito Democratico era al governo con Conte, e neanche quando lo era prima con Letta, con Renzi e compagnia cantante. Quindi mi sembrano tutti buoni propositi che io sposo, perché le dico, io sono a favore del treno, della mobilità sostenibile, credo che il treno sia il mezzo del futuro, però devo dire di no a ciò che si può fare per dire di sì a ciò che è tutto ancora da inventare, mi sembra che sia la solita politica di intanto dell'immobilismo, intanto dire di no a un progetto che è fattibile, che sta economicamente in piedi, sperando che ve ne sia un altro di migliore, e a forza di aspettare quello migliore alla fine rischiamo che in Italia e in Veneto non si faccia niente. Ma comunque utilizziamo le forze del Partito Democratico, è un consiglio che do, le forze all'interno del governo e del Parlamento, se abbiamo progetti alternativi, se riusciamo a portare soldi sul territorio veneto, se riusciamo a convincere RFI, Ferrovie dello Stato, a fare questi investimenti, perché no? Potrebbero essere alternativi, però bisogna muoversi, smetterla di dirlo, e quando si è al governo fare le cose. In questo caso la Regione Veneto col presidente Zaia sta facendo ciò che è di sua competenza, perché quella strada è regionale e può
per competenza e per attivismo della regione diventare una vera autostrada che ci porta in poco tempo al mare. E guardi cosa le dico io, diversamente magari dal Partito Democratico, spero che quella autostrada sia solo un tratto di un'altra grande autostrada che ci porti da Jesolo a Monaco. Zorzi, pochissimi secondi se vuole replicare. Pronto a sedersi al tavolo con la Lega per discutere di questo? Al tavolo con la Lega siamo seduti a livello nazionale a Palazzo Chigi per il governo del Paese. È questo il momento per aprire discussioni strategiche di questo tipo, visto che proprio le risorse straordinarie dell'Unione Europea, quindi il Recovery Plan e Next Generation EU, vanno in quella direzione lì, cioè finanziare mobilità sostenibile. Se i progetti si possono fare, ed è il momento questo per poterli fare, perché le risorse in teoria ci sono. Quindi senz'altro credo che a livello nazionale questa discussione sia già stata o si stia per aprire, quindi ben venga che anche a livello locale ci sia questa disponibilità. Grazie a Giovanni Zorzi del Partito Democratico, grazie a Riccardo Barbisan della Lega, grazie ad entrambi per essere intervenuti, buon fine settimana e grazie ancora, a presto. Arrivederci. Grazie a voi e grazie anche a voi per averci seguito. Naturalmente l'informazione di Antena 3 torna questa sera con le edizioni serali dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30. Grazie e buon sabato a tutti.